Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute nel pomeriggio di approfondimento all'interno dello Student Day 2021 dedicato al DMIF, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche. Vi ricordo che oggi inizierà la presentazione in questo momento il professor Dovierra, a cui passerò subito la parola, che presenterà i corsi di informatica, Internet of Things, Big Data e Machine Learning. Seguirà il professor Picciarelli alle ore 15 con la presentazione di Scienze e Tecnologie Multimediali. Si concluderanno le presentazioni alle ore 16 con il professor Sonego che ci illustrerà i corsi di matematica. Durante tutto l'arco del pomeriggio, insieme alle illustrazioni da parte dei docenti di riferimento, ascolteremo anche testimonianze di studentesse laureate presso questo dipartimento e si intervalleranno le domande a cui risponderanno i tutor del dipartimento. Passo subito la parola al professor Dovier e auguro a tutti e a tutte voi un buon pomeriggio alla scoperta del DMIF. Grazie Denise, buongiorno a tutti. Intanto mi spiace di non poter vedervi, di non poter parlare con voi, ma questo è il massimo che possiamo fare in questo momento, e anzi c'è un grande lavoro dietro da parte del core, Denise Bruno, la Cristiana Martino e altre che in questo momento magari mi spiace. Allora, volevo parlarvi di due corsi di studio, sembrano 4, ma sono 2, uno informatica, l'altro si chiama Internet of Things, Big Data, Machine Learning, nome unico. I due corsi di studio comunque hanno molti aspetti comuni, sono entrambi corsi di studio in discipline informatiche, appartengono alla stessa classe di laurea e come vedrete hanno una grossa parte in comune. E quindi cercherò anche di mostrarvi le cose comuni dei due corsi e le cose che li contraddistinguono. Sono corsi della classe di laurea di informatica. Ecco, noi tutti utilizziamo dispositivi informatici ogni giorno e abbiamo un'idea magari anche molto tecnologica dell'informatica, ma l'informatica prima di tutto è una scienza. L'informatica è una scienza, la computer science. È una scienza che nasce per effetto di un flusso di lavori dell'area della matematica, della logica, e però nasce sostanzialmente, va riconosciuto, con i lavori di Alan Matheson Turing, tra l'altro lavori fatti nel 1936, prima della guerra, quando aveva sostanzialmente 24 anni, lavori su cui si basa tutta la teoria dell'informatica che ancora oggi viene insegnata e deve essere imparata dall'informatico. C'è quella frase che viene attribuita a Dijkstra, anche se non è chiarissimo se sia proprio sua, che l'informatica sta ai calcolatori come l'astronomia sta ai telescopi. Okay? L'astronomia si occupa delle stelle, ma usa il telescopio. Noi usiamo il computer, ma ci occupiamo di informatica. L'informatica è una scienza, dicevamo, un'altra prova che l'informatica è una scienza. Nel 2000 sono stati redatti 7 problemi più importanti della scienza e risolvere uno di questi vi farebbe vincere $1 milione, oltre a gloria imperitura, e tra questi il numero 3 è un problema di informatica, il problema P versus NP. Uno di questi problemi è stato risolto, ma non P versus NP. Quindi anche nei problemi più importanti della scienza, uno dei 7 è un problema di informatica. L'informatica adesso è ovunque, è pervasiva, non c'è nessuna attività che possa fare a meno dell'informatica. In questo momento siamo collegati anche grazie all'informatica. Voi utilizzate, come dicevamo prima, dei tablet, degli smartphone. Per andare in banca usiamo l'informatica, per andare a scuola usiamo l'informatica. Qui in basso a destra alcuni si sono laureati mediante la piattaforma Teams che stiamo utilizzando in questo momento. E quindi essere informatico vi permette di avere un impatto positivo in vari settori del mondo. Tutti hanno bisogno in qualche misura dell'informatica. Tutti hanno bisogno, in particolare le aziende del territorio. Le aziende del territorio inseguono gli informatici già dopo la laurea triennale
ma non solo del territorio, aziende di tutto il mondo, insomma, però noi siamo qui e quindi ci preoccupiamo un po' della zona e i nostri laureati triennali sono molto ricercati, non c'è nessun disoccupato, qualcuno, noi vorremmo che continuassero tutti, ve lo dico anche dopo, ma molti accettano le offerte di lavoro che gli vengono proposte, ma non esiste l'informatico laureato alla triennale che non ha il posto di lavoro la settimana dopo. Quindi siamo assolutamente funzionali anche all'azienda del territorio. Perché studiare informatica, insomma informatica in senso lato, ma perché a Udine? A Udine è da molti anni, dal 1979, è una delle prime in Italia, c'è anche un link in cui potete trovare del materiale che abbiamo preparato assieme anche al professor Miculan, che è collegato con noi relativamente ai 40 anni di informatica a Udine. Potete vedere anche dei film con dei piccoli video con dei testimonial dei nostri laureati, eccetera. Guardate a destra, quest'anno sulle varie classifiche che escono nei giornali, nelle triennali informatica al secondo posto, dietro a Trento, prima comunque di tutte quelle cose che vi possono venire in mente, i Politecnici, Milano, Bologna, no? Udine al secondo posto, c'è Trento a qualche punteggio di più. Nelle magistrali invece siamo proprio primi in assoluto, quindi abbiamo battuto anche Trento qui e vedete poi le altre. Quindi sostanzialmente se uno vuole studiare informatica non c'è bisogno di andare altrove. Qui avete la situazione migliore che potete trovare. Dopo le lauree triennali che vi presento ora, ci sono le lauree magistrali, ne abbiamo sostanzialmente 3 nell'area dell'informatica, di cui una internazionale, poi abbiamo il dottorato di ricerca, abbiamo gli scambi con l'Erasmus, abbiamo la scuola superiore dell'Università di Udine, dove potete, alcuni di voi vincendo il concorso test d'ingresso possono entrare e godere di tutti i vantaggi e anche delle offerte che vengono da quella scuola. Eventualmente poi la nostra testimonial ce ne può anche parlare. A cosa vi preparerà l'informatica? È difficile da dire, nel senso che uno immagina che l'informatico è uno che poi rimane schiacciato in un angolo a lavorare col suo computer. No, non è così. Non è così. C'è bisogno dell'informatico in tutte le attività e l'informatico affronta dei problemi, modella i problemi, li implementa col calcolatore, non necessariamente lui, magari c'è un team e uno pensa a come risolvere il problema ad alto livello, un altro lo va a implementare. E c'è bisogno di fantasia nell'informatico, c'è bisogno di saper verificare magari delle cose fatte dagli altri, insomma, oppure l'informatico poi può ovviamente prendere delle altre strade come può aprire delle attività, insomma, ma quello lo possono fare diciamo un po' tutti con delle lauree tipo scientifico-tecnologico. Comunque l'informatico in generale può dare il suo impatto in tutte le attività che vi possono venire in mente. Se in una di queste attività non vi piace quello che vi fanno fare perché vi fa stare troppo in un angolo, avete una cinquantina di aziende che vi cercano per offrirvi un'altra possibilità, quindi su quello non c'è problema. Ora, informatica, cosa si studia nel corso di informatica? Programmazione, algoritmi, strutture dati, programmazione orientata agli oggetti. Quindi un aspetto di programmazione, algoritmi, strutture dati è uno degli aspetti di base che vengono insegnati a informatica. Vedete, ci sono 33 crediti formativi in quest'area. Architettura dei calcolatori, cosa c'è dentro il calcolatore, come è organizzato, i sistemi operativi, cosa c'è sopra l'architettura che vi permette poi di utilizzarlo e come si collegano in rete, con tutti i problemi legati anche ai protocolli di comunicazione, alla sicurezza delle reti stesse. Questo è un aspetto peculiare che c'è in informatica e non di là, la logica matematica, i fondamenti teorici dell'informatica e i linguaggi di programmazione. Ci sono tantissimi linguaggi di programmazione, non vi sto a sparare un numero a caso, comunque migliaia, alcuni sono più usati di altri, in passato il Fortran e il COBOL, poi il Lisp, poi ovviamente il C, ora il Java, ma anche ovviamente il Python, il Perl, ne avrete sentiti tantissimi. Insomma. Quindi, ma ci sono degli aspetti che spesso vengono ignorati, proprio la teoria dell'informatica, quella che viene da Turing. Uno sta davanti al monitor e dice, ma quando terminerà questo programma? Terminerà questo programma? Sono in grado di scrivere un programma che mi dice se quel programma terminerà?
E se non sono in grado, allora come faccio a vendere questo programma e a dire che terminerà sempre? Insomma, ci sono degli aspetti specifici che vengono imparati nel corso di laurea in informatica. Poi ci sono degli aspetti un po' più tecnologici come l'ingegneria del software, l'organizzazione della produzione del software, le basi di dati. Le basi di dati sono una famiglia di software molto utilizzato che utilizziamo tutti noi. Voi siete registrati nelle vostre scuole, siete registrati nel vostro comune, nella ASL, insomma i vostri dati sono organizzati in un certo modo e abbiamo bisogno di accedere in modo sicuro, rapido. L'interazione uomo-macchina, qui siete probabilmente molto più preparati voi di me in questi aspetti, tutti i vari sensori per collegarsi nelle realtà virtuali, nelle realtà aumentate. All'inizio comunque ci sono, è un corso, dicevamo che è una scienza, ci sono le cose base dei corsi di scienze, quindi corsi di area matematica e fisica, l'analisi matematica, la matematica discreta, il calcolo delle probabilità e statistica, la fisica, un corso di base di fisica, e per tutti gli studenti c'è un tirocinio in azienda. Azienda in senso lato, potrebbe anche essere un laboratorio dell'università, ma come vi dicevo prima le aziende sono molto attente a chiederci avete qualche studente per il tirocinio da noi, perché poi sperano di assumervi, anzi vi fanno l'offerta. Siete voi a essere ricercati come informatici, non voi che andate a cercare il lavoro. L'altro di due corsi di laurea, quello dal nome lungo, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, che chiameremo in breve IBML, è erogato per la prima volta quest'anno, l'anno in corso, cioè il primo anno, però già prosegue un rinnovamento di un altro corso di laurea che avevamo prima, che avevamo iniziato comunque nel 17-18. Nel 17-18 abbiamo fatto quest'idea, abbiamo spinto questa iniziativa di affiancare al corso di laurea più tradizionale di informatica un corso di laurea vagamente più tecnologico che segue un po' le idee dell'industria 4.0, che ha alcune parole chiave come l'Internet of Things, l'analisi di Big Data e il Machine Learning. E quindi questo è l'altro corso di laurea, che però, ripeto, è un corso di laurea sempre della classe di informatica, quindi anche per ragioni legali non può essere troppo diverso. Perché studiare questo? Ma lo sappiamo, le stesse ragioni di prima, più ora magari una qualche idea anche per tutti gli aspetti sensoristici, gli smartwatch, insomma qualunque cosa vi venga in mente che ha bisogno di interagire, la lavatrice che ha bisogno di parlare con il frigorifero perché se si attaccano tutte e due salta la valvola, qualcosa del genere. Anche qui siamo molto richiesti. Internet of Things, il nostro mondo non sarà più lo stesso, l'industria 4.0 si fa spazio ma mancano informatici. Devo dire mancano. Noi ne laureiamo, quest'anno ne abbiamo laureati alla triennale 110, quei due corsi di laurea, qualche anno fa qualcuno in meno, ma se ne laureassimo 1100 lavorerebbero comunque tutti, c'è veramente una richiesta di 10-1. Tant'è vero che, come ci dirà poi la nostra testimonial, la richiesta c'è anche in altri posti che magari ti offrono forse qualcosa che qui in territorio eventualmente non si vede molto. Ma cosa si studia IBML? Big Data. Abbiamo tantissimi dati da analizzare, non possiamo più pensare di analizzarli con le tecniche di un tempo, non possiamo pensare di organizzarli come una base di dati che ha a che fare con gli studenti di una scuola. Ogni momento noi produciamo dati, video, foto, cartelle cliniche, analisi mediche, insomma alla fine c'è una piccola parte che vediamo, c'è una grande parte che non vediamo e per analizzare queste tecniche, questi dati ci sono nuove tecniche, insomma ci sono altre tecniche che è nata una nuova disciplina che è la scienza dei dati, quindi noi in questo corso insegniamo gli aspetti fondamentali di data science, scienza dei dati, e abbiamo più statistica, abbiamo del machine learning per apprendere in modo automatico da questi dati. L'Internet of Things, quindi in questo corso si affrontano anche questi aspetti dei sistemi connessi, sistemi di vario tipo che devono comunicare tra di loro e per questo abbiamo due corsi, un corso di fisica per dispositivi IoT e un corso di Internet of Things. E inoltre abbiamo anche un aspetto su social,
e quindi sul web e il social, quindi vengono insegnate le tecnologie web, non tanto tecnologie per creare un sito web, che ormai è come scrivere un documento Word, ma quanto per creare un server che sta dietro al sito web, cioè, quindi tutto un sistema sicuro, non fare soltanto la parte delle pagine web, ma tutto il server che sta sotto, e in particolare relativamente alle connessioni che abbiamo con il cloud, e anche poi c'è un corso di social computing, cioè cerchiamo di capire cosa sta dietro a questi programmi che tutti noi utilizziamo ogni momento, i vari WhatsApp, Facebook, Twitter, quello che volete, insomma. Quindi questi sono gli aspetti distintivi, ma anche in questo corso, essendo un corso di informatica, sempre si studia di nuovo la programmazione, algoritmi strutturati dati e programmazione orientata agli oggetti. Qui i crediti sono uguali, le architetture, qui c'è qualcosa di meno, perché ovviamente dovendo fare delle cose in più abbiamo tolto dei crediti a degli altri. C'è di nuovo l'ingegneria del software, basi di dati, c'è l'analisi matematica, c'è la statistica, c'è il tirocinio, quindi queste parti sono uguali. In questa tabella riassuntiva forse si capisce meglio. Ci sono tante parti uguali, in più però a informatica c'è logica matematica, calcolo scientifico, fondamenti teorici dell'informatica, diciamo, e linguaggi di programmazione. Dall'altra parte ci sono degli aspetti di tecnologie web, in qualche modo, fondamenti di data science, machine learning, Internet of Things, social computing. Dopodiché uno dice, ma qual è più importante? Ma insomma, le parti fondamentali sono anche i corsi che sono comuni ad entrambi, poi qui dipende a cosa vi piace di più. In ogni caso, quello che io suggerisco è di sceglierne uno dei due e poi fare la laurea magistrale per approfondire anche le parti che non si erano fatti prima. Insomma, in ogni caso poi ci sono anche delle possibilità di scegliere dei crediti liberi, quindi ad esempio uno potrebbe iscriversi in informatica e mettere nei crediti liberi i fondamenti di scienza dei dati e machine learning, o viceversa uno si iscrive a IBML e mette nei crediti liberi i fondamenti dell'informatica e logica matematica. Quindi insomma si riesce a fare anche, c'è spazio per integrare entrambe le cose. La gran parte dei corsi è associata a un'attività di laboratorio, e quindi ci sono anche poi in alcuni corsi dei progetti da consegnare, progetti che si possono svolgere da soli o in gruppo, e alla fine c'è una tesi di laurea che qualche volta si fa in azienda, qualche volta no, e alla fine, e inoltre c'è anche la possibilità, come questo in tutti i corsi di laurea dell'Ateneo di Udine, di passare poi un semestre all'estero con i progetti Erasmus. Giusto un esempio di cosa potrebbe essere anche una tesi, questa è una tesi vera delle lauree triennali, questo è il cubo di Rubik 2x2, è stato modellato matematicamente, è stato scritto un programma che lo risolve dato la posizione iniziale, poi è stata fatta anche un'interfaccia che quindi vi permette di creare sull'interfaccia, giocando col mouse ovviamente, col cubo, qui c'è solo uno screenshot, non ho messo l'animazione, ma insomma, giocando con il mouse uno genera una posizione di input, poi viene lanciato il programma, lo risolve, viene mostrata l'animazione della risoluzione. Qui c'è un po' tutto, c'è l'aspetto di interfaccia verso l'utente, di usabilità, ma anche l'aspetto di intelligenza artificiale per la risoluzione del problema stesso. E abbiamo quasi finito questa presentazione, poi vediamo appunto se ci sono domande anche dopo la presentazione, se mandate delle email rispondiamo anche nei prossimi giorni, ovviamente quando volete. Dopo la triennale, come vi dicevo, se volete lavorate il giorno dopo, noi offriamo delle lauree magistrali, in particolare quella in informatica che è l'erede della laurea che avevamo dal 1979, una laurea in lingua inglese in collaborazione con l'Università di Klagenfurt, si chiama Artificial Intelligence and Cyber Security, che tra l'altro devo dire, nella sfortuna di quest'anno terribile, qui invece ci semplifica anche qualcosa, perché è molto più facile ora seguire dei corsi a Klagenfurt o a Udine alternativamente, perché gli studenti di Klagenfurt seguono alcuni corsi di Udine, i nostri alcuni di Klagenfurt. Prima ci si organizzava in un semestre e solo in quello ci si poteva spostare, adesso effettivamente il corso è veramente svolto su 2 sedi. Abbiamo poi altre collaborazioni con le lauree magistrali, prima dicevo 3, sì, perché ne abbiamo 2 e 2 mezzi, nel senso che c'è la laurea in comunicazione multimediale e tecnologia dell'informazione, che è un po' l'erede di STM, che verrà presentata poi dal professor Picciarelli, che è metà informatica e metà sono lauree interclasse, così come la DSSC, che è un'altra laurea Data Science Scientific Computing, che è metà informatica e metà un'altra classe,
che è in collaborazione con Trieste, in cui però noi facciamo la parte informatica, perché a Trieste non hanno competenze in informatica, non hanno proprio docenti, insomma. Quelli che hanno sono anche bravi, quindi non è che sto parlando male di qualche docente, ma sono 2 o 3 insomma in tutta l'università. Quindi. E dopo le lauree magistrali noi offriamo anche un dottorato di ricerca in informatica e intelligenza artificiale, che è erede del dottorato in informatica che c'è sin dal primo ciclo in Italia. Con questo io avrei finito questo inquadramento, insomma sono stato circa 20 minuti e sono felice di presentarvi, insomma lei è qui con un fuso orario comunque ancora abbastanza buono, dalla Virginia se non sbaglio, adesso ci dirà comunque lei da dove ci sta chiamando, la nostra dottoressa Laura Titolo che lavora appunto alla NASA in questo momento come informatica, e quindi vediamo se si può. Io ecco, potrei vedere la condivisione probabilmente. Eccoci qua. Quindi Laura, penso tu sia live, magari ci racconti un po', cioè intanto ci dici da dove ci stai chiamando, vedo che è un bellissimo sfondo, quindi ci stai chiamando probabilmente da Marte, ci dici appunto come, non so, ci racconti un po' la tua storia, ci dici cosa stai facendo lì su Marte appunto in questo momento. Ciao a tutti, io mi chiamo Laura e adesso sono una ricercatrice scientifica qui alla NASA in Virginia, negli Stati Uniti, e ho studiato, alle superiori intanto ho fatto ragioneria a Pordenone, ragioneria con indirizzo informatico, quindi sapevo già un po' programmare quando ho iniziato a studiare informatica a Udine appunto. Io ero iscritta alla laurea in informatica, ho fatto la triennale e la specialistica, tutte e due in informatica, e finita la laurea specialistica in informatica ho anche proseguito con il dottorato di ricerca in informatica sempre a Udine. Tutte le cose che ha elencato prima il professor Dobier le ho sperimentate in prima persona. Sono stata anche studente della scuola superiore dell'università, che è una scuola che si affianca all'Università di Udine, che ha un sacco di privilegi, diciamo. Bisogna passare un test di ammissione per essere ammessi, ma una volta ammessi ci sono, insomma, vengono offerti dei corsi in più che si possono seguire, che completano, diciamo, il curriculum dell'Università di Udine, e in più c'è vitto alloggio pagato, tasse universitarie pagate e computer mi sembra che ti diano, insomma un sacco di cose che facilitano lo studente. Ho anche partecipato al progetto Erasmus quando ero al 5º anno, quindi al 2º anno della magistrale, sono stata in Spagna, a Valencia, e lì ho anche, a parte fare dei corsi di laurea e dei corsi insomma, di informatica lì, ho anche iniziato a scrivere la mia tesi. E niente, poi durante il dottorato sono stata un po' a Udine e un po' a Valencia perché stavo facendo il dottorato in entrambi i posti. E insomma, dopo il dottorato ho fatto un breve periodo di lavoro in Spagna, a Malaga, sempre all'università, e poi sono stata assunta qui negli Stati Uniti alla NASA, e qui mi occupo, insomma, sono ricercatrice ma nell'ambito informatico, quindi ci occupiamo di risolvere problemi che sono legati all'aeronautica, e quindi la comunicazione fra aerei o a come i droni si muovono all'interno dello spazio e altre cose legate, insomma, allo spazio. Insomma, non so quanto posso andare nello specifico, ma forse... Intanto grazie della storia così.
Dunque, c'è questo aspetto, no, che forse tu hai detto molto bene e che si rincontra anche in altre aree, nel senso che ovviamente né io né te abbiamo studiato come funziona il missile o l'aereo supersonico. Tuttavia l'informatica riesce a dare un contributo. Perché? Perché alla fine si lavora ad un livello un po' più alto di quello dell'hardware. Ci sarà l'ingegnere aerospaziale che progetta l'aereo e però poi questo aereo deve comunicare con gli altri e quindi non so se vuoi... Sì, certo, ci sono tanti aspetti dove l'informatico può insomma, dare il suo contributo. Per esempio, vabbè, nel mio caso facciamo degli algoritmi per aiutare per esempio i droni che adesso sono popolari, che nel futuro saranno usati anche da Amazon per portarvi il pacchetto a casa. Insomma, questi droni devono sapere dove andare nella maniera più efficiente e devono anche essere in grado di non andare a sbattere contro un altro drone. E dietro questi algoritmi c'è bisogno di tanta conoscenza informatica, ma anche matematica. Quindi anche i corsi che ho fatto all'inizio della mia carriera, quindi analisi, calcolo scientifico, logica, tutti questi corsi di matematica sono essenziali appunto per risolvere questi problemi, perché bisogna modellare in qualche modo come l'oggetto si muove nello spazio e dove può andare e dove non può andare. E quindi anche la matematica che si studia a informatica Udine è fondamentale per questo. Grazie. No, un'altra cosa così, sì, ovviamente oggi abbiamo 3 testimonial nel pomeriggio, ma in particolare tu sei la testimone appunto dei nostri corsi di aeroinformatica e siete tutte, avete una caratteristica, siete tutte donne, insomma, no? E tra l'altro si sente anche, avranno sentito anche gli studenti la vocina che ogni tanto arriva dentro il microfono. E quindi perché secondo te noi continuiamo ad avere questo problema di iscrizioni di ragazze a informatica? Le percentuali sono basse, ma il tipo di lavoro non è né per maschi né per femmine, è per tutti e due, non c'è un aspetto di genere nel lavoro dell'informatico, bisogna risolvere dei problemi, chiaramente, ripeto, non è che tutte le posizioni dell'informatica siano uguali, ma in tutte queste posizioni non è che il maschio può fare meglio, la femmina può fare meglio, è veramente indipendente dal genere. Hai qualche idea su questo? Sai se vale questo, visto che sei stata a Valencia, se anche in Spagna c'è questo problema, anche negli Stati Uniti? Sì, quello che posso dire è che quando studiavo a Udine eravamo poche donne nel corso di laurea, ma devo anche dire che quando ho fatto il dottorato su 3 posti eravamo 3 donne, quindi diciamo che appunto non vuol dire, non è assolutamente un corso per uomini e basta. Quando sono stata in Spagna forse era un po' più bilanciato, ma credo che sia perché più vai avanti più si bilancia, anche durante la specialistica forse c'erano più donne rispetto agli uomini e poi appunto il dottorato eravamo 3 donne e quando sono stata in Spagna appunto stavo facendo il master lì ed era un po' più bilanciato, quindi sì, forse ho visto questa differenza di più alla triennale, ma io non mi sono mai sentita comunque discriminata, non è mai stato un problema per me, però appunto sì, potevo notare questo sbilanciamento e insomma posso assicurare che non è comunque un corso solo per... Sì, e non credo nemmeno che ci siano particolari difficoltà a trovare lavoro, cioè, ci sono delle richieste talmente vaste adesso, insomma, in ogni caso appunto... Sì, infatti anche subito dopo la laurea, subito dopo la triennale, non mi ricordo se la triennale o la magistrale, ho avuto un bel po' di telefonate, insomma, grazie al sistema, penso al Malaurea, e di aziende locali che mi chiedevano se volevo andare a lavorare. Io, avendo già deciso di fare il dottorato, comunque ho rifiutato, però insomma, se avessi voluto avrei avuto subito sì, un lavoro anche vicino
casa in un'azienda friulana, diciamo. Sì, devo dire anche qui lo scorso anno, per dire, avevamo anche alcune laureate che erano interessate al dottorato, però noi abbiamo questo problema che c'è prevalentemente in Italia, che il dottorato ha il concorso a settembre, quindi tante volte quelli che si laureano a dicembre o a marzo a un certo punto non resistono fino a settembre, vengono contattate e sono tutte che lavorano, infatti quelle che sono poi arrivate sono entrate al dottorato ancora, ma effettivamente non c'è questo problema, e anche il tipo di lavoro non è l'hacker che vedete nei film che sta lì cupo, alla fine bisogna risolvere dei problemi. Poi chiaramente all'interno di una grossa azienda di informatica ci sarà quello che ha più predisposizione, quello o quella, più predisposizione magari per l'aspetto commerciale, che fa come lavoro, va a vendere il prodotto, ma quello succede in tutte le discipline, insomma, no? Andate a un negozio di articoli sportivi, un'azienda di articoli sportivi, vedono chi è più bravo nelle comunicazioni e mandano quello a vendere, quindi può succedere che l'informatico vada a fare poi il rappresentante del prodotto, ma di solito appunto si risolvono dei problemi e il lavoro informatico non è quello di cambiare la carta della stampante, è altra cosa che insomma. Bene, sì, ma forse ecco una cosa, io so che in passato si usavano anche lì alla NASA per sostanzialmente i robot che arrivano anche su Marte devono essere pronti a reagire a quello che succede e a intraprendere delle iniziative anche da soli, quindi c'erano questi algoritmi nati dalla teoria del planning in AI, sostanzialmente intelligenza artificiale. Ecco, adesso quanto sono autonomi questi robot, questi droni? Cioè, dicevi prima che non devono appunto andare a sbattere, cioè, hanno delle capacità di ragionamento via via sempre più forti, insomma, direi, no? Sì, la parte dove, cioè, nel mio centro di ricerca non lavoriamo con i robot lavorano a Houston, in Texas, però quando sono andata a fare una visita lì, comunque ho visto i robot e non solo ci sono robot per camminare su Marte, ma stanno anche facendo dei robot che aiutano, per esempio nella stazione spaziale internazionale, a ripararla, quindi stanno fuori al posto, cioè, l'astronauta non deve uscire, ma c'è il robot che ripara, e insomma penso che lo stiano già usando, e niente, qui dove lavoro io stiamo lavorando più sui droni, quindi con dei mini elicotteri, sì, che hanno una parte di autonomia e, come dicevi tu, si usa anche una parte di machine learning o artificial intelligence, e appunto come il drone impara qual è il percorso migliore. Ci sono vari metodi ovviamente, ma adesso quello che si sta usando di più appunto è usando machine learning, quindi lui più vola, più impara la cosa migliore da fare, insomma. Quindi appunto nei 2 corsi di laurea non c'era quello in machine learning quando io ho studiato, e appunto tutti e due sembrano dal mio punto di vista molto validi, dipende appunto da quello che a uno piace, insomma, perché tutte e due mi sembrano utili. Sì, poi diciamo abbiamo rinnovato un po' le magistrali anche, quindi per dire, io non chiedetemi mai in quale dei 2 corsi dovete iscrivervi, quale consiglio, è come dire quale preferisci dei tuoi figli, no, queste cose non ve le dico, però quello che dico è che abbiamo cambiato anche le magistrali in modo tale che chi arriva da informatica può poi recuperare tutte le parti di machine learning, di statistica applicata dell'altro e viceversa, quindi il piano vero sarebbe alla fine della magistrale, quindi alla fine a quel punto è equivalente aver fatto una o l'altra. Tuttavia le triennali, come vi dicevo, vi permettono anche, e questa è una caratteristica unica di informatica, di lavorare al 100% dopo la triennale. Quindi se uno
ha delle altre, vuole orientare la sua vita in un certo modo, ne ha la possibilità. Insomma. Io ringrazierei tanto Laura per la levataccia, insomma, per la presentazione molto, molto interessante e convincente. Insomma. Speriamo di poterla vedere in Italia quest'estate, insomma, o appena sarà possibile. Vedo che si sta collegando il tutor Matteo. Matteo, è arrivato qualche domanda? No? Sì, ho già risposto a qualche domanda. Beh, intanto buongiorno a tutti. Ho già risposto a qualche domanda, adesso ne stanno arrivando diverse. Per esempio, c'è una domanda per la nostra ospite, chiede qual è il linguaggio di programmazione più usato alla NASA. Poi... Bella domanda. Beh, innanzitutto voglio dire che non c'è solo un linguaggio. Vabbè, per esempio, dove io lavoro si usano linguaggi funzionali che sono un po' diversi magari da quelli mainstream. Per esempio usiamo Lisp, che è un linguaggio molto vecchio. Usiamo Haskell, che è un linguaggio di programmazione anche funzionale basato sulla matematica. E si usano ovviamente per mettere direttamente dentro i droni linguaggi come C, insomma, che sono più efficienti. Ma secondo me l'importante non è il linguaggio che si studia, perché ce ne sono talmente tanti che è impossibile essere degli esperti in tutto, ma quello che io ho imparato dall'Università di Udine è il metodo con cui si ragiona, quindi come si programma in vari paradigmi, qual è il metodo per risolvere il problema usando gli strumenti di un linguaggio di programmazione generico. E una volta che si sanno questi principi basici è come guidare una macchina, quindi quando si sa non importa quale linguaggio deve essere usato, ma basta veramente pochissimo tempo per padroneggiare un nuovo linguaggio di programmazione una volta che si sanno le basi. Quindi sì, da noi si usano tantissimi linguaggi. Io stessa non ero un'esperta in tutti all'inizio, non lo sono probabilmente ancora, ma è veramente insomma, facile impararlo una volta che si hanno le basi solide che vengono date alla triennale a Udine. Beh, grazie intanto. C'è un'altra domanda sempre relativa al tuo lavoro. C'è qualcuno che chiede se puoi approfondire, andare un po' più nel dettaglio in quello che fai, quello che stai facendo adesso. Ok, sì, io mi occupo di una parte dell'informatica che si chiama metodi formali, è una parte abbastanza teorica e questi metodi formali servono praticamente a essere sicuri al 100% che il programma che si scrive in un linguaggio di programmazione faccia esattamente quello che uno si aspetta. Quindi tante volte i programmi che si scrivono sono talmente grandi che è molto facile fare un errore, magari banale, e appunto quando questo programma viene eseguito, magari il risultato che dà è una cosa strana, è qualcosa che non ci aspettiamo appunto. E questo magari non è un grande problema quando noi stiamo facendo un programma così per fare un esercizio oppure qualcosa che non è critico, ma se pensate a quando questo programma viene fatto girare all'interno di un aereo, lì sì che c'è un problema, perché se c'è un errore informatico, come per esempio è successo con il Boeing poco tempo fa, cioè questo può far sì che ci sia un incidente o insomma che si perdano vite umane o vabbè, è anche considerato critico che si perdano grossi capitali di soldi, di denaro. Una cosa che non faceva Boeing è che loro non usavano formal method, questi metodi formali quindi non usavano la matematica per verificare
quel software che hanno messo dentro il Boeing. Quindi è stata una delle cause per il quale c'è stato questo fallimento, perché comunque all'interno di un aereo c'è tanta ridondanza, quindi non è solo stato quello, ma diciamo che appunto questi metodi matematici aiutano a rendere insomma, gli aerei, i droni molto più affidabili, insomma, cioè ridurre sempre di più il rischio che qualcosa di brutto possa succedere. Non so se mi sono spiegata. Benissimo, sì. Rientra questo un po' in quello che dicevo prima, appunto, che l'informatica è una scienza. Già alla triennale, appunto, c'è un corso di base di fondamenti dell'informatica in cui si apprendono i primi aspetti, poi ci sono alla magistrale, abbiamo anche noi dei corsi appunto di metodi formali di un certo tipo, metodi formali di un altro tipo, abstract interpretation, model checking e così via. Ci sono una serie di metodi che devono essere sicuri quando quel software è certificato. Adesso abbiamo detto giustamente l'aereo che poi può cadere, pensate anche al povero robotino che va su Marte e il programma non sa che cosa fare, lui si fa il giro di Marte, non è che possiamo fare come a casa, si è piantato il computer, lo spengo e lo riaccendo e di solito funziona, e lì lo vediamo, quindi insomma, grazie. Ci sono altre domande? Sì, ci sono altre domande, questa posso rispondere io. C'è qualcuno che chiede come sono organizzate le ore di lezione del corso IBML, cioè se si svolgono solo la mattina o solo il pomeriggio o entrambi. Allora dipende da anno in anno, comunque io direi che è sempre stato sia la mattina che il pomeriggio. Possiamo dire una cosa, questo vale per tutta UniUd, se avete problemi nel senso che state già lavorando, potete iscrivervi come studenti con profilo a tempo parziale, quindi come studenti lavoratori, e avete diverse agevolazioni, insomma, quindi potete fare meno crediti in un anno, non andate fuori corso se ci mettete più di 3 anni. Quindi se è questo il problema, prova a guardare anche quella strada. Ci sono ancora domande? Se posso aggiungere solo una cosa su questa dell'orario, no? Adesso purtroppo sì, il Covid c'è stato, c'è ancora, però ha portato anche a un'innovazione tecnologica all'interno dell'università, non solo della nostra, ma più o meno di tutte. Insomma, ora le aule sono attrezzate per la teledidattica, tutte le aule. Noi siamo abituati a fare lezione ormai da casa, ma oltre a questo le aule ci permetteranno, ci hanno già permesso per le poche settimane per cui abbiamo tenuto aperto, almeno per i primi anni, di fare lezione per l'aula e anche per casa e contemporaneamente di registrarla. Quindi tutte le lezioni sono comunque registrate, pertanto se qualcuno ha dei problemi o di tipo lavorativo o di sovrapposizione con altre cose, poi si può guardare quella lezione registrata. Insomma, quindi questa è una cosa che rimarrà. Perfetto, grazie. Allora vedo che ci sono ancora domande. C'è qualcuno che chiede per quanto riguarda il corso di informatica se ci sono dei crediti relativi allo sviluppo web. Io per questo chiedo l'aiuto del professor Dovier, però Dunque, penso... dentro il corso no, però uno ha 12 CFU liberi e quindi può scegliere di scegliersi il corso che viene offerto da IBML, il corso al primo anno, al secondo, a seconda dei contenuti che è interessato. Quindi ci sono i 12 CFU liberi che permettono di allargare un po' In quei 12 CFU liberi, in linea di massima, uno potrebbe anche mettere giapponese, per dire, se uno dice interessa il giapponese, viene motivato dal fatto che voglio andare a lavorare a Tokyo, e quindi siamo veramente liberi, ma in particolare di solito vengono appunto usati per completare le lacune, le cose che ci sono in un corso e non nell'altro, diciamo più che le lacune. Perfetto, questo rispondeva anche a un'altra domanda che era quali corsi si possono mettere nei corsi nei crediti liberi, insomma. Quindi si possono mettere, come ha detto il professore, corsi solitamente inerenti al
all'ambito, ci si può specializzare un pochino anche alla triennale, quindi si possono seguire magari dei corsi non obbligatori alla magistrale e magari decidere di andare a lavorare subito finita la triennale. Ci sono altre due domande un po' più tecniche sui programmi, in particolare per l'ambito IoT, quindi non sono particolarmente ferrato, io ho fatto informatica, anche perché non esisteva IBML quando mi sono iscritto io. Chiedono in ambito IoT che protocolli di comunicazione si studiano, ci sono due esempi, il Bluetooth, MQTT. Penso che tutti questi protocolli vengano affrontati. Sicuramente nel corso di reti si vedono questi due protocolli, almeno vengono accennati, ma presumo che ci siano corsi appunto che Sì, vadano... c'è il corso che si chiama proprio Internet of Things, che è tenuto da un professore molto amato dagli studenti, e ha ragione, che è il professor Scagnetto, e si può guardare, c'è il programma già online, quindi andando sul sito del Dipartimento dell'ODMIF c'è il programma, quindi qualcosa di più si può vedere. Sì, ovviamente lì si deve fare, è un corso, è un primo corso, quindi dopo il corso di reti, ma è sempre un primo corso, e vengono illustrate appunto le schede, sia le Arduino che le Raspberry, e i protocolli di comunicazione principali tra questi. Comunque c'è scritto, non voglio nemmeno io lanciarmi in cose che poi sbaglio, ma mi ricordo che c'è scritto tutto nel programma online, insomma, su quello. E presumo a questo punto che questo possa rispondere anche a un'ultima domanda che abbiamo, che sarebbe se si studia qualche tipo di microcontrollore in particolare. Come è stato detto, si studia Arduino, che è un microcontrollore appunto, è un esempio di scheda a microcontrollore. Sì, poi nel corso di architetture anche lì vengono fatti un po' di microcontrollori, però di nuovo mi spiace, ma non ricordo che cosa stia facendo il professor Fontana adesso, comunque si trova online il programma. Sì, esatto, consiglio a tutti, se sono interessati a vedere un po' meglio i programmi, a cercare sul sito del Dipartimento, si trovano tutti i programmi dei vari corsi di studi di quest'anno e degli anni scorsi, penso anche, quindi potete guardare là e farvi un'idea un po' più precisa di cosa ci sia, di cosa venga insegnato appunto nei nostri corsi di studio. Per domande c'è didattica.domif@uniud.it, quindi oppure su Facebook il gruppo Tutor DMIF, oppure se hai anche altri modi, Matteo? Sì, c'è tutorato-informatica@uniud.it, che a questa casella la controlliamo direttamente io e Stefano, quindi non abbiate paura, Sì, non vi diciamo che mangiamo, fate domande. Uno dei vantaggi di un'università come Udine rispetto a Milano, per dire, infatti avete visto che poi arriviamo primi, è che abbiamo i numeri, sono anche degli studenti, sono gestibili e noi riusciamo a rispondere alle domande, riusciamo a ricevere gli studenti a ricevimento, riusciamo a reagire in tempi rapidi, insomma, su qualunque problema, quando si può risolvere. Ma, ovviamente se voi andate al Poli di Milano, dove in ogni corso ci sono 1000 persone, ad esempio l'idea anche solo di avere ricevimento con il docente è molto difficile, l'idea di avere una prova orale dopo la prova scritta in cui dimostrare meglio quello che sapete, perché magari allo scritto da noi ci può, nelle sedi più grosse meno, forse anche per questo Trento è un po' come noi da questo punto di vista, avete visto che anche Trento era molto bene in classifica, ci sono queste sedi storiche tra cui noi, insomma, in cui potete trovare questo tipo di... C'è una domanda? Sì, c'è una domanda. Prima di rispondere alla domanda volevo ricordare, come giustamente mi fanno notare, che siamo anche su Instagram, quindi se ci cercate tutor.dmif ci trovate anche su Instagram. La domanda è come si accede ai corsi, se c'è un numero chiuso o altro.
giustamente non è stato affrontato nella presentazione, ma non sono a numero chiuso, c'è un test di autovalutazione, ecco qua, se si può condividere lo schermo del professor Dovier, c'è tutte le informazioni che servono. C'è appunto questo test, si chiama il TOLC. Se si prende un voto basso a questo TOLC bisogna rifarlo e non si possono dare gli esami del secondo anno, mi pare. Esatto, però diciamo non c'è nessun numero chiuso, quindi voi vi potete iscrivere. Ora, quello che viene chiesto su questo TOLC è di prendere sostanzialmente 7 ventesimi nella parte di matematica, più altre cose, ma le altre sono richieste più basse. 7 ventesimi vuol dire 3,5 decimi. Quindi quelli che di solito prendono nei compiti di matematica più di 3,5, e spero che siate tutti quelli che sono presenti qui, non avranno nessun problema. Quindi capite che è proprio un qualcosa per far capire eventualmente, visto che c'è una componente matematica, a chi proprio ha veramente poca propensione per la matematica, ma veramente poca, perché uno che di solito prende un voto che oscilla tra il 4 e il 5,5 è più di 7 ventesimi. Quindi, e il test non richiede nemmeno il programma di quinta, di solito non ci sono derivate integrali in questo test, è un test un po' più con esercizi sui primi anni, un po' di geometria euclidea, qualche retta, qualche curva, qualche piccola percentuale. L'importante è andare a dormire bene la sera prima, essere un po' svegli, perché magari due risposte si assomigliano, ma appunto non è per gli studenti delle superiori italiane, soprattutto non è un problema. E comunque non è un test d'ingresso, voi vi iscrivete, punto. Questo test potete farlo anche ora. Il TOLC viene gestito non dall'Università di Udine, ma dal CISIA. Ci si iscrive e poi vale come test, lo memorizzate, quindi ci sono delle scadenze che non so, ma insomma più o meno una volta ogni mese, mese e mezzo vengono organizzati dei test, ci si iscrive e lo si supera. Quindi, ripeto, quindi il numero chiuso non c'è. Noi vorremmo avere il problema di avere 500 studenti che non sappiamo dove mettere. In questo momento il problema non ce l'abbiamo, come vi dicevo. Le aziende comunque ci aiuterebbero se avessimo 500 studenti, perché farebbero poi comodo a loro. Esatto, in ogni caso voglio ricordare, almeno qualcuno potrà confermare se c'è anche quest'anno, se ci sarà anche il prossimo, ma penso si sia sempre fatto un corso di matematica di base a settembre. Se proprio non vi sentite pronti potete fare questo corso e poi esatto. Dico una cosa in più su questo, praticamente approfittando della piattaforma online, l'anno scorso è stato fatto un corso molto bello, registrato da Liezzi, Davide Liezzi, dottor Liezzi, e noi metteremo questo corso online già ora, volendo, a chi lo vuole seguire. Quindi ci sarà il corso dello scorso anno registrato con il materiale, quindi uno lo può seguire anche ora. Non dico ora oggi, perché diciamo, la segreteria nostra di informatica, il tecnico, stava preparando una pagina web in cui accedere per scaricarsi il corso. Il corso è gratuito, non dovete essere già iscritti all'Università di Udine, l'unica cosa, uno si deve registrare, dire come si chiama, e a quel punto viene registrato dentro, ma semplicemente quello comunque è soltanto un precorso. Tipicamente chi viene dagli IIT, da ragioneria o dai licei scientifici nostri non ha nemmeno bisogno di quel precorso. Insomma. Esatto, c'è un'altra domanda, anche questa molto tecnica: se il TOLC una volta superato una scadenza, allora sinceramente non lo so, ok, no, in ogni caso andate sul sito cisiaonline.it e trovate tutte le informazioni. Sì, no, mi ricordano che dura 2 anni, mi ricordano che dura 2 anni, scusate. Sì. Ok, perfetto. Anche se devo dire che poi possiamo comunque approvarlo lo stesso, nel senso, vi dico casi in cui l'abbiamo approvato, persone che hanno fatto il TOLC
per iscriversi, che ne so, all'Università di Padova, e dopo 4 anni arrivano a Udine e noi glielo riconosciamo comunque, anche se l'hanno fatto 4 anni prima, perché era già stato riconosciuto a Padova, quindi tutto sommato. Bene, io credo che poi c'è un'ultima curiosità, penso, che chiede quanti studenti affrontano il corso di informatica. Abbiamo già detto che quest'anno si sono laureati circa un centinaio, allora, triennale, penso. Negli ultimi anni abbiamo circa 120 a informatica e 120 a Internet of Things, Big Data. C'è stato un po' di oscillazione, siamo arrivati anche a 150 informatica, però nel corso precedente ce n'era di meno, quindi il bacino, diciamo, è intorno ai 200 anni fa 200, adesso siamo sui 250, si laurea circa la metà, questo va detto, insomma, da metà al 60%, però è abbastanza tipico dei corsi di area scientifica. E le percentuali comunque non è che noi decidiamo che si laurea a metà. Io quando do lo scritto, se tutti lo fanno giusto, sono contentissimo. Diciamo è un po' statistica, insomma. Può anche essere che il prossimo anno si laureino tutti. Insomma, questo. Credo che dobbiamo lasciare, vedo le 14:59, perché alle 15 c'è la presentazione dei cugini dei STM, il professor Picciarelli. Quindi io approfitto per ringraziare ancora tutti il CORT, prima, soprattutto insomma, Laura Titolo per il tempo che ci ha dedicato e anche ovviamente Matteo Paier per il supporto. Vi saluto a questo punto, siamo a disposizione. Grazie Laura, grazie Denise, grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto il professor Dovier che ha fatto la presentazione precedente perché è stato veramente puntualissimo, ha spaccato il secondo. Adesso passiamo alla presentazione del corso di Scienze e Tecnologie Multimediali. Allora, vi mostro subito, vi condivido subito delle slide. Eccoci qua. Allora, Scienze e Tecnologie Multimediali. Di cosa si occupa? È un corso orientato a formare dei professionisti che abbiano delle competenze sia culturali che tecnologiche per operare nell'ambito del multimedia. Quindi cosa vuol dire multimedia? Vuol dire lavorare in ambito audiovisivo, però da diversi punti di vista. Nel senso che questo è un corso che si caratterizza per una peculiarità, è quella di essere un corso interdisciplinare. Questo vuol dire che se volete lavorare nell'ambito del multimediale, e qua vi mostro alcuni esempi di ambiti in cui i nostri laureati vanno a lavorare, ad esempio il mondo del web, il mondo della pubblicità, il mondo in generale dei nuovi media, quindi nuovi metodi che abbiamo per comunicare. Pensate alla televisione, di cui facciamo l'esempio qua, che è un vecchio media, ma pensate anche ad esempio ai social network, che invece sono un nuovo metodo che abbiamo per la comunicazione ai giorni nostri. Tutti questi ambiti di lavoro richiedono delle competenze interdisciplinari, nel senso che da una parte richiedono competenze tecnico-scientifiche, quindi di natura, ad esempio, informatica. Non puoi pretendere di lavorare sul web, ad esempio, quindi gestire, che ne so, una web app, se non hai delle competenze informatiche. Ma allo stesso tempo le competenze informatiche da sole non bastano. Non bastano perché se vuoi operare nel mondo della comunicazione devi sapere anche come comunicare, quindi ti servono delle competenze anche di ambito più umanistico. Ad esempio abbiamo dei corsi, giusto per fare un esempio, dei corsi di regia digitale. In che modo devo gestire la regia di un qualcosa? Ad esempio anche un semplice spot pubblicitario per riuscire a comunicare in maniera efficace un messaggio. Da un punto di vista sociologico, come posso comunicare un determinato messaggio nel modo migliore possibile? Ecco, queste sono competenze che non sono di tipo informatico, ma che in questo ambito sono assolutamente fondamentali. Ora vi dico, prima
entrare nel dettaglio del corso e degli insegnamenti che si affrontano, vi dico un paio di notizie di contorno. Uno, la sede. Questa è una caratteristica peculiare del corso di STM, perché contrariamente agli altri corsi che sono presentati oggi, non ha sede a Udine, ma i corsi si tengono nella sede distaccata di Pordenone. È una sede piccolina e questo è anche un vantaggio, secondo me, perché abbiamo un rapporto molto molto diretto con gli studenti, non sono dei numeri persi in mezzo a grandi masse di studenti o grandi spazi. C'è un contatto molto diretto tra studenti e docenti, nonostante gli studenti non siano pochi, perché STM ogni anno ha come nuovi iscritti circa 150, dai 150 ai 170 studenti, quindi sono comunque tanti. E l'altra cosa che volevo mettere in chiaro da subito, visto che so che è una domanda che viene fatta spesso, riguarda come si accede a questo corso. Non c'è numero chiuso, anche in questo caso, come nei corsi di informatica che avete sentito prima, l'accesso è libero. Contrariamente ai corsi di informatica non abbiamo un TOLC, ma abbiamo un altro tipo di prova d'ingresso che è gestita internamente. Alla fine non è una grossa differenza, semplicemente il TOLC è gestito esternamente, il nostro test ce lo gestiamo noi. Ma è un test che serve semplicemente a verificare delle competenze di base per essere sicuri che gli studenti non abbiano delle lacune gravi all'inizio del corso. Quindi non preoccupatevi troppo di questo test iniziale, serve solo per capire appunto se c'è qualche problema e eventualmente per prendere le contromisure necessarie e indirizzarvi su cosa studiare e cosa no per riuscire a colmare queste lacune. Quindi non preoccupatevi assolutamente per questo test iniziale, l'accesso è libero, tant'è che il test si fa dopo essersi iscritti al corso di laurea, quindi non ci blocca preventivamente. Vado un po' più nel dettaglio sulle tematiche, che cosa si studia. Beh, per il corso di STM abbiamo tre aree principali, tre argomenti principali che sono tutti quanti incentrati sull'argomento chiave, che è quello del multimedia, della comunicazione usando i nuovi media. La prima area è quella degli insegnamenti di natura informatica, per cui, come abbiamo detto prima, se ad esempio voglio lavorare su web, delle competenze informatiche di base mi servono per forza. Non abbiamo la pretesa di arrivare al livello di approfondimento teorico, ad esempio, che potrebbe avere uno studente che studia invece informatica pura, ma cerchiamo di trattare a livello pratico tutti quegli argomenti che ci servono per poi lavorare nel mondo del multimedia. Questo significa anche avere insegnamenti di programmazione, avere degli insegnamenti legati al mondo del web, degli insegnamenti diretti di calcolatori. Ormai la comunicazione avviene tutta online, è impossibile lavorare in questo ambito senza sapere come funziona la comunicazione tra computer, quindi come funzionano le reti di computer, come funziona internet. Poi c'è l'altro grande ambito, che è quello dei media in generale, in cui abbiamo insegnamenti che coprono soprattutto l'aspetto del video, l'aspetto dell'audio, l'aspetto musicologico, quindi tutto quello che riguarda la produzione di audio e video, anche appunto e soprattutto con un approccio non più informatico in questo caso, ma un approccio più umanistico. E infine c'è una terza categoria altrettanto importante, che è quella dei diritti e società. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo diversi insegnamenti legati all'ambito della sociologia, perché appunto sapere come funzionano i rapporti sociali e le comunicazioni all'interno di una società è fondamentale per i nostri scopi, e anche qualche insegnamento legato al diritto.
perché il tema del diritto nel mondo dei nuovi media è sentitissimo. Pensate ad esempio ai problemi di copyright che si hanno adesso, in cui un'opera d'arte, ad esempio una canzone, può essere copiata e diffusa un numero illimitato di volte. Una volta questo problema non c'era o era molto limitato. Volevi ascoltare un brano e ti compravi il disco. Adesso ti copi il file online e quindi sono nati tutta una serie di nuovi problemi legati al copyright. Altri problemi di diritto sono legati ad esempio alla privacy. Pensate a questo mondo in cui ormai siamo super esposti sui social network e questa nostra sovraesposizione ha portato nuovi problemi legati alla privacy che una volta non c'erano. Adesso la privacy è uno degli argomenti cardine del diritto nell'ambito delle nuove tecnologie e quindi è giusto affrontare anche questi argomenti. Come è organizzato il corso? Come vi ho detto, ha una duplice natura, da una parte più scientifica, tecnologica, da un'altra parte più umanistica, e questo si ripercuote anche nella classe di laurea, che in realtà sono le classi di laurea. Questo significa che STM è un corso interclasse, ovvero appartiene sia alla classe, al gruppo di corsi di laurea L20, che è quello di Scienze della Comunicazione, sia al gruppo L31, che è quello di Scienze e Tecnologie Informatiche. Al momento dell'iscrizione voi scegliete in quale classe vorrete laurearvi, poi in realtà potrete cambiarla, sappiate che si può cambiare praticamente sempre tranne all'ultimo anno, e quindi deciderete se laurearvi in Scienze della Comunicazione o Scienze delle Tecnologie Informatiche. Però in realtà gli insegnamenti alla fine sono gli stessi. Ci sono inoltre due curriculum, uno è chiamato Multimedia e Industria Digitale, l'altro invece è più focalizzato sull'aspetto musicale, cioè un curriculum di musica digitale, ma in realtà i due curriculum sono molto molto simili, cambiano solo un paio di insegnamenti, quindi la struttura di base è sempre la stessa. Qua vi riporto un po' più nel dettaglio cosa si fa in questi curriculum. Vedete, il corso è diviso naturalmente in 3 anni e abbiamo insegnamenti di natura informatica. Vedete, al primo anno c'è informatica multimediale, laboratorio di programmazione e sistemi multimediali. Al secondo anno c'è un corso di reti, un laboratorio di programmazione web, quindi specifico proprio per il web, un laboratorio di realtà aumentata, che tengo io tra l'altro, così come al terzo anno un corso di creative computing e un laboratorio addirittura di game programming, in cui si imparano le basi della programmazione dei videogiochi. Ma allo stesso tempo abbiamo anche degli insegnamenti più legati al mondo dei media. Ad esempio al primo anno c'è tecniche e linguaggi del cinema, quindi imparare come si trasmette qualcosa a livello cinematografico, quali sono i linguaggi del cinema per comunicare qualcosa. Al secondo anno abbiamo laboratori di ripresa e regia digitale, così come laboratori di montaggio digitale, quindi come gestisco dei video a livello appunto digitale. Ci sono questi due laboratori in cui si fa molta pratica proprio in tal senso. C'è un insegnamento di comunicazione visuale, che riguarda appunto come comunicare qualcosa tramite immagini. E poi quegli insegnamenti, come vi dicevo, del terzo gruppo, diritto e società, un corso di sociologia della comunicazione al primo anno, un corso sui social media al secondo, in cui appunto i nuovi media vengono analizzati più da un punto di vista sociale, e c'è il corso di diritto dell'informazione dei media al terzo anno. Oltre a questo c'è qualche cosa che è rimasta fuori, in particolare c'è un insegnamento di lingua italiana, una di lingua inglese, e poi è previsto anche lo studio di una seconda lingua che
per i corsi Pordenone può essere spagnolo, abbiamo la docente di spagnolo lì, altrimenti possono essere anche altre lingue per cui vengono offerti i corsi al club. Il club è il centro linguistico che gestisce tutti questi corsi relativi alle lingue straniere. Il curriculum di musica digitale, come vedete, è molto simile, cambia essenzialmente in tre insegnamenti. C'è quello di musica negli audiovisivi al primo anno, quello di musica elettronica al secondo e quello di semiografia digitale della musica sempre al secondo anno, ma per il resto è molto simile all'altro curriculum. Una cosa importante di STM è che è un corso molto orientato anche alla pratica e quindi ci sono moltissime attività laboratoriali. Questi sono gli insegnamenti che dovrete affrontare nell'arco dei 3 anni che hanno la parola laboratorio di mezzo e come vedete sono parecchi. C'è laboratorio di programmazione sistemi multimediali, quello di ripresa digitale, programmazione web, montaggio digitale, realtà aumentata, creative computing, game programming, musica elettronica. Sono tutti insegnamenti di laboratorio che quindi prevedono, oltre a una parte teorica, anche una parte pratica in cui si svolgono dei progetti, ad esempio. In effetti, spesso e volentieri nei nostri corsi l'esame finale consiste non tanto in un esame scritto o in una interrogazione, quanto nello sviluppo di un progetto che dimostri come lo studente ha appreso le competenze di quell'insegnamento. A tal proposito volevo farvi vedere proprio qualche esempio e vi informo che abbiamo una pagina su YouTube, un canale YouTube, si chiama STM UniUd, in cui potete vedere alcuni lavori svolti dai nostri studenti. Quindi se siete curiosi io vi invito a cercare questo canale su YouTube. Adesso vi mostrerò qualche esempio, ne ho scelti giusto pochi, giusto per darvi un'idea di che cosa hanno fatto i nostri studenti. Naturalmente la trasmissione di un video su Teams non ha una qualità elevatissima, magari rischia di andare un po' a scatti. Il mio consiglio è che se siete davvero curiosi e volete vederli, andate a vederveli direttamente su YouTube. Comunque adesso vi mostro giusto qualche esempio. Questo è un filmato un po' lungo perché dura 2 minuti e mezzo, ma volevo farvelo vedere tutto, poi sugli altri magari vado un po' più veloce, perché mostra in che modo i nostri studenti affrontano gli esami. Sapevamo che quel giorno sarebbe dovuto arrivare, ma non sapevamo quando. Eppure quel giorno è arrivato. Fate il possibile, la vostra collaborazione è indispensabile. Vi aspetto a lavorare. Quanto tempo abbiamo? 24 ore. Speravo non sarebbe più servito. L'ultima volta sono caduti molti dei nostri compagni. Sappiamo già che cosa fare. Certo, seguitemi, da questa parte. Queste sono tutte le informazioni disponibili. Abbiamo rinforzi negativo. Un piano per riduzione. Ci stiamo lavorando. Ho progettato l'esame per eliminarli tutti. Allora, ci vuoi dire quello che sai? Questa è l'università. Irromperemo in S1 dall'ingresso secondario. Fortunatamente non ci sono misure di sicurezza. Il nostro obiettivo è l'interno. Ce la faremo.
Eccoci qua, quindi il docente alla fine ride con la sua risata malvagia perché dice era solo un parziale. Questo significa che l'esame che hanno sostenuto gli studenti non è un esame completo, ma era solo una provetta intermedia. Questo giusto per spiegare il senso del finale anche a chi non è ancora avvezzo ai meccanismi dell'università. Beh, questo secondo me è un bel lavoro perché mostra diverse competenze che sono state messe in atto, sia di montaggio digitale ma anche di visual effects. In particolare ci tengo a precisare che la nostra università non cade in rovina e a pezzi come viene mostrato all'inizio del filmato, quelli sono appunto effetti speciali aggiunti in post-produzione. Vi mostro qualche altro filmato, su questi magari vado un po' più veloce, non li faccio vedere tutti, ma è giusto per darvi un'idea, poi se volete vederli nella loro completezza, ripeto, potete vederli direttamente sul canale YouTube. Questo è un progetto che ha fatto un mio studente per il laboratorio di realtà aumentata. Hanno sviluppato una piccola app, ve la spiega lui nel filmato. Con Unity ho sviluppato questa applicazione, Super Basketball AR, che come suggerisce il titolo è un gioco di basket. Inizialmente si presenterà questo menu, nel quale per il momento non è possibile accedere alle impostazioni, ma sarà poi possibile togliere l'audio e i vari effetti che al momento non sono ancora presenti. Se io clicco su Play, ci sarà la nostra camera che dirà di inquadrare il codice QR. Se noi inquadriamo il codice QR comparirà il canestro, però ci avvisa che siamo troppo vicini, quindi se ci allontaniamo sarà poi possibile cominciare a giocare. Facendo dei semplici swipe è possibile lanciare la palla e riuscire a fare canestro. Non possiamo spostarci, stando attenti appunto a non avvicinarci, perché sennò ci avviserà nuovamente che siamo troppo vicini. Noi possiamo lanciare la palla e mettere in pausa. Dal menu di pausa è possibile riprendere... Questo invece è un progetto sviluppato nell'ambito del laboratorio di game programming. Ogni anno il docente qua dà un tema, il tema di quest'anno era proprio il lockdown e sono stati fatti diversi lavori molto interessanti. Questo è un giochino con questo genere di grafica che probabilmente già conoscete, legato proprio a questi temi. C'è il nostro personaggio che inizialmente è chiuso dentro casa e non sa come uscire. Eccoci qua, quindi ovviamente il video mostrava alcuni spezzoni di diverse parti del gioco, in cui ci sono anche dei minigame integrati come quello del biliardo e così via. Comunque, ci sono diversi altri esempi sul canale YouTube, andate pure a guardarli. Io concludo la presentazione di STM con due parole su quello che succede dopo la laurea. Allora, sappiate che nel 44% dei casi gli studenti di STM a un anno dalla laurea
lavorano, decidono di andare a lavorare, mentre il 33% di loro decide di iscriversi invece alla magistrale. La laurea magistrale, che è la naturale continuazione di STM, nel nostro caso è Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell'Informazione, sempre a Pordenone, di cui vi parlo tra pochissimo. C'è un 6% di studenti particolarmente in gamba che riescono a lavorare e sono iscritti alla magistrale, un 6% di persone che non lavorano, non studiano, ma non stanno neanche cercando lavoro, quindi possono avere le loro motivazioni, va bene, e infine un 11% di persone che stanno cercando lavoro. Attenzione, questo non vuol dire che non hanno mai lavorato dopo la laurea. Questa è la situazione a un anno di distanza dalla laurea, quindi questo 11% comprende anche tutti quelli che magari hanno già fatto un lavoro per qualche mese, ma adesso lo hanno lasciato per cercare delle opportunità più interessanti e quindi a un anno di distanza stanno cercando lavoro. Ma in generale la situazione occupazionale è decisamente buona. Per quanto riguarda la laurea magistrale, come vi dicevo, è la naturale continuazione di STM. Si chiama Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell'Informazione e idealmente continua questo percorso di formazione interdisciplinare in cui materie umanistiche e materie scientifiche si affiancano. In effetti anche questo è un corso interclasse, in particolare appartiene alle classi LM18, che è quella di informatica, e LM19, che è quella di informazione e sistemi editoriali. È un corso di 2 anni, sono 120 crediti formativi, come insomma tutte queste magistrali del 3+2. Anche qua non c'è un test di accesso, c'è una verifica delle competenze da parte di una commissione, quindi c'è una commissione che dovrebbe valutare se avete le competenze necessarie per affrontare questo corso di laurea magistrale. Ma se avete fatto STM prima, la buona notizia è che siete automaticamente ammessi, quindi si dà per scontato che chi viene da STM o da altri corsi similari, ad esempio informatica, ha sicuramente le competenze necessarie per affrontare CMT. Quindi questa commissione in realtà riguarda solo chi viene da altri corsi di laurea. Ci sono diversi studenti che vengono anche da altri corsi, soprattutto legati appunto al mondo della comunicazione, e ci sono studenti che vengono anche da altri atenei. Questa è un po' una caratteristica di STM e anche e soprattutto di CMT. La loro natura interdisciplinare li rende abbastanza unici, per cui ci sono veramente pochi altri corsi simili in Italia, e questo si vede anche dal fatto che vengono a iscriversi da noi persone, studenti da più o meno tutta Italia. Ricordo un nutrito gruppo di studenti che veniva dalla Toscana, un altro gruppo di studenti che veniva dalla Sicilia, quindi riusciamo ad attirare studenti un po' da tutta Italia. I curriculum a CMT sono 3, e in questo caso invece sono un po' più differenziati di quello che accadeva a STM. Uno è orientato più al lato umanistico della produzione multimediale, in particolare un curriculum orientato alle materie legate al design, quindi ci sono insegnamenti di digital communication design, interaction design, design dello spazio e di sistemi multimediali, multimedia design e così via. Poi c'è un curriculum orientato più nello specifico alla musicologia, quindi allo studio di materie legate alla musica. Vedete ad esempio c'è forme di rappresentazione video della musica, economia e management dell'industria digitale, sempre nell'ambito musicale, sistemi editoriali della musica e così via. La cosa interessante di questo curriculum è che è attivo, se volete, anche un percorso internazionale in cui alcuni insegnamenti non li fate da noi, ma andate a farli presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, che ufficialmente ha sede nella città del Vaticano e quindi è considerato internazionale, un percorso internazionale proprio per questo, perché non ha sede in Italia.
Infine c'è un terzo curriculum che invece è più specifico sulla componente scientifica, tecnologica e informatica. È il curriculum in Artificial Intelligence, Industrial Automation e Internet of Things, e qua invece si affrontano delle materie che sono comunque legate all'ambito multimediale, ma da un punto di vista più vicino a quello al punto di vista informatico. Quindi vedete che ci sono corsi come teoria dei grafi e dei giochi, cyber security, dei corsi di machine learning e machine vision, programmazione di applicazioni per il mobile, un corso di IoT e così via, un corso sulla realtà virtuale, web information retrieval, un insegnamento su droni e sistemi robotici autonomi. Se cercate sul canale YouTube c'è un bel video di un progetto di una studentessa di questo corso che ha sviluppato un sistema in modo che dei droni seguano autonomamente, in automatico, una persona che cammina vicino a loro. Decisamente interessante. E sì, anche di questo c'è, se vi interessa, un percorso internazionale con l'Università di Klagenfurt, per cui questo significa che alcuni insegnamenti, anziché farli qua, andate a farli all'Università di Klagenfurt. Fisicamente, se possibile, in questo periodo si fa purtroppo tutto quanto in teledidattica. Anche qua vi mostro giusto qualche lavoro rapidamente per darvi l'idea di cosa viene fatto alla magistrale. E questo è un progetto sviluppato nell'ambito del corso di grafica 3D creativa che tengo io. Quella che vedete nell'immagine è la copertina di un album dei Led Zeppelin. Voi siete giovani, quindi forse non li conoscete, ma sono stati forse il più grande gruppo rock della storia, e lo studente ha voluto trasformare questa copertina facendola diventare 3D. Ok, quindi un'idea molto, molto carina, secondo me. Questo è un progetto sviluppato nell'ambito dell'insegnamento di Smart IoT Devices, quindi IoT, qua lavoriamo con dei Raspberry e cerchiamo di integrarli con dei device come Alexa per dargli dei comandi vocali, oppure con dei bot Telegram per mandare dei comandi tramite Telegram appunto alla nostra applicazione. Il progetto è questo. L'idea comunque in questo caso era quella di avere un sistema per l'irrigazione automatica di una pianta, quindi c'è un igrometro infilato nel terreno che capisce quando la terra è troppo secca e attiva automaticamente una pompa per annaffiare la piantina, più un bot Telegram per controllare lo stato del sistema e accorgersi ad esempio se il serbatoio dell'acqua è vuoto. Ultimo filmato che voglio mostrarvi, questo è legato invece proprio all'ambito del deep learning, del machine learning e più precisamente del deep learning per immagini.
In questo caso lo scopo era quello di fare un sistema di ricerca di icone che fosse basato su un sistema visuale, ovvero io faccio un disegno, una bozza di disegno di icona e il sistema mi trova automaticamente tutte le icone simili a quelle che ho disegnato. Quindi molto molto interessante, questo è un lavoro sviluppato per una tesi di laurea magistrale. Bene, io con questo ho concluso la presentazione del corso. Vi ripeto che se siete interessati ad avere ulteriori informazioni non dovete farvi problemi, potete contattarci, potete sentire ad esempio i nostri tutor, questo è il loro indirizzo mail, oppure potete dare un'occhiata alla pagina ufficiale del nostro corso che trovate ospitato sul server del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisica. E a questo punto vorrei invece introdurvi l'ospite che abbiamo oggi, la nostra testimonial. Abbiamo deciso di chiamare con noi una persona che fosse una nostra ex studentessa, perché ci raccontasse un pochino la sua esperienza nel mondo del lavoro dopo la laurea. Quindi do il benvenuto alla dottoressa Francesca Sanfilippo, che è una art director, UI designer, UX designer, fa un sacco di cose, allora ci racconterà lei adesso di che cosa si tratta. Quindi benvenuta innanzitutto Francesca. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Iniziamo subito, vorrei chiederti di che cosa ti occupi adesso? Faccio una premessa o vado direttamente al... Come vuoi, sei libera di spaziare su tutti gli argomenti che vuoi. Riassumo un po' l'ultima decina abbondante di anni. Dopo la formazione universitaria, appunto, in Scienze e Tecnologie Multimediali, ho lavorato in alcune agenzie di comunicazione fin da subito, come UT, H-Farm, Atono, su clienti nazionali e internazionali come Alessi, Piaggio, Alleanza, Telecom, Team, Zueg, Aprilia, Frescobaldi, Lamborghini, via dicendo, Kia Motors, Chanel, 3M, la lista è lunga, la termino qui. Parallelamente al lavoro di agenzia mi sono sempre occupata di illustrazione digitale, fotografia, video e installazioni, un po' per passione personale, un po' perché ho coltivato questo anche in ambito professionale. Negli ultimi 5 anni sono a Zurigo, vivo a Zurigo, dove ho lavorato come direttore creativo in una startup e museo digitale, e ho lavorato anche come dipendente come grafica in un'azienda qui a Zurigo. Al momento sono libera professionista e collaboro con Digital Toilet in progetti di brand identity, video e fotografia. Una cosa interessante per me è il fatto di aver gestito qui in Svizzera la corporate identity e la comunicazione per una campagna no profit Chains Vote Equality, una campagna sul tema delle pari opportunità in Svizzera durante le votazioni del 2019. E un'altra cosa che secondo me può interessare al professore Claudio Picciarelli è l'aver gestito il project management e la comunicazione del Make Zurich, che è un hackathon per makers, dove appunto si utilizzano gli Arduini, tutti i sensori, eccetera, eccetera,
direttamente in collaborazione con l'Ufficio Innovazione della città di Zurigo e EVZ, che è la società elettrica svizzera, e Open Network Infrastructures Association, che invece riguarda l'Oravan, quindi le reti. Inoltre nel 2020, appunto per mettermi anche a supporto e per avere nuove sfide, ho vinto alcuni awards in alcuni hackathon come UX Lead. Uno fra questi è quello l'EU vs Virus, l'hackathon della Comunità Europea, che aveva oltre 9.000 partecipanti e oltre 2.300 progetti, e l'Hack Zurich, che invece era, diciamo, qui a Zurigo, però anch'esso era internazionale. Cosa dire? Quindi questo più o meno è quello che faccio adesso. Al momento il progetto con cui ho vinto l'hackathon europeo si sta trasformando in qualcosa di un po' più interessante, quindi una futura startup, parallelamente ovviamente al mio lavoro di professionista e alla mia vita familiare, quindi insomma ce n'è un po'. Cos'altro? Insomma, quindi da quando l'università in questo mi ha aperto la mente, almeno questa è come la vedo io. Non so se... Vai. Sì. Volevo chiederti una cosa che magari ci hai già un po' anticipato in questa risposta. Allora, il corso di STM si caratterizza proprio per questa duplice natura. Da una parte c'è questo aspetto scientifico-tecnologico e dall'altra parte l'aspetto più, se vogliamo chiamare, umanistico. Quindi volevo chiederti quanto è importante per te, per il tuo lavoro, l'unione di questi due mondi che si vengono a incontrare. Allora, per me è stato fondamentale, nonché un plus, perché sia a livello aziendale, progettuale, creativo, l'avere un background diciamo, in quello che sono le tematiche umanistiche e anche un background in quello che è la parte più science, più tecnologia, eccetera, è un plus perché ti permette di avere una visione macroscopica della situazione. Inoltre, da un punto di vista del content e del processo creativo, è veramente un big plus all'interno dei team. In Europa, io diciamo che ho lavorato, adesso vivo appunto a Zurigo, ma da prima lavoravo con l'estero. Si fa, diciamo che c'è un approccio molto verticale e molto specialistico, mentre invece il fatto di avere una conoscenza poliedrica diventa quella caratteristica in più che all'estero è molto ricercata e che nelle aziende, sia in Italia che all'estero, è molto ricercata. Il fatto di avere questo tipo di formazione mi ha permesso, oltre ad avere la mente aperta e un problem solving abbastanza veloce e rapido, mi ha permesso proprio di diventare fondamentale nei team, proprio perché comprendi entrambe le parti. Ecco, non so se ti ho risposto. Sì. Beh, direi che tu sei proprio il simbolo di tutto quello che è STM, perché sei magari un art director, ma allo stesso tempo lavori con i maker nell'ambito dell'hackathon, eccetera, quindi conosci anche quel mondo un po' più tecnologico che è l'altra anima del nostro corso. Quindi possiamo dire, insomma, che gli studi di STM sono stati utili per il tuo lavoro. Come è stata la tua esperienza, ad esempio, iniziale con il mondo del lavoro? Assolutamente sì. Io subito dopo ho fatto uno stage grazie all'università e sono stata assunta presso l'azienda dove ho fatto lo stage. L'università per me è stata fondamentale da un punto di vista soprattutto mentale, ma anche di opportunità.
perché appunto molte delle tematiche le ho affrontate nei laboratori, che sono fondamentali. Il fatto di aver cominciato a fare montaggio video, per fare un esempio, fin dall'università mi ha permesso di capire quelli che erano delle problematiche di natura pratica. Il fatto di aver fatto degli studi, di aver affrontato comunque la programmazione, seppur all'epoca in maniera un po' più limitata, mi ha permesso di avere la mente aperta per capire quando mi interfacciavo con degli sviluppatori puri. Poi posso dire che la mia stessa tesi di laurea mi ha permesso di avere un approccio diverso da un punto di vista dell'audiovisivo. Fra l'altro uno dei professori correlatore della mia tesi è tuttora uno degli insegnanti, che è il professor Rossitti. Se si può citare, io lo cito, sì, lo ringrazio sempre, perché comunque lui ci ha fatto un bellissimo corso che io ancora ricordo, fra l'altro nel gruppo di illustratori in cui disegniamo appunto online dei film, spesso questo per divertimento. C'è stato io ho proposto uno dei film che lui ci aveva fatto studiare in classe, quindi ero contentissima. Vabbè, questo è il lato ludico, diciamo, divertente della cosa. Cos'altro? Qual era l'argomento della tesi? La tesi è un'analisi sonora, quindi appunto di un film, The Company di Robert Altman. Diciamo che è stata abbastanza fondamentale perché questa tesi mi ha permesso di capire dal punto di vista dei 3 approcci nell'audiovisivo, quindi grazie all'approccio appunto del più semiotico, l'approccio quello del rapporto tra suono e immagine e quello della diegesi, che è quello di Sergio Miceli. Si è evidenziato qual è l'apporto del sonoro nel caso proprio del film, del cinema. Quindi la mia tesi sembra teorica, ma non lo è, perché questo regista affrontava il documentario, quindi allo stesso tempo ho approfondito quella tematica, che era stata approfondita anche in aula ovviamente, ma durante la tesi tu hai il modo di andare più in profondità negli argomenti. E cos'altro? Vabbè. Questo è uno degli esempi più eclatanti, ma posso portarti l'esempio che tuttora mi serve, che abbiamo fatto quando abbiamo studiato diciamo, scenografia e tutta la parte dei colori. Tuttora il fatto di aver affrontato la comunicazione visuale da questo punto di vista mi permette di essere competitiva nello UX design, proprio perché abbiamo studiato l'effetto fisico del colore sull'essere umano. Quindi, esempio pratico, perché il rosso e blu, perché il verde negli ospedali, perché ovviamente quando tu guardi e stai facendo la tua opera chirurgica, poi vedi tutti i pallini rossi quando sposti lo sguardo, e quindi hai bisogno di un contrasto che sia verde, quindi in contrasto al rosso che tu vedi, per non vedere questi puntini gialli che per un chirurgo può essere un problema di natura pratica non indifferente. Preciso che il nostro sfondo è verde, ma non perché siamo in un ospedale, ma perché è il colore del nostro dipartimento. Va bene, Francesca, io ti ringrazio moltissimo, parlerei volentieri con te per ore, però ci rimangono giusto una decina di minuti e lascerei questo spazio ai nostri tutor, che così avranno l'opportunità di rispondere alle domande che vedo essere già numerose nella chat di questa live. Quindi grazie ancora Francesca per aver partecipato e averci portato la tua esperienza. Ora lascio la parola ai tutor. Eccoci, buongiorno. Buongiorno ragazzi, grazie per essere connessi, grazie anche al professor Picciarelli e alla dottoressa Sanfilippo per le loro presentazioni e per averci introdotto. Io sono Emanuele e sono qui con il mio collega Matteo e appunto noi siamo i tutor del corso di laurea.
Brevemente, chi siamo noi tutor? Noi siamo studenti iscritti alla magistrale e che quindi abbiamo già fatto il percorso triennale e insomma sappiamo già come funzionano le cose per STM e siamo qui per rispondere alle vostre domande e alle vostre curiosità, che ci avete fatto tante domande, quindi magari cercheremo di approfondire in questi 10 minuti che abbiamo alcuni argomenti. Ok, allora partiamo da una delle prime domande che ci è giunta, che ci chiede quali sono le figure lavorative o comunque gli ambiti lavorativi per questo corso di laurea. Come presentava prima il professor Picciarelli, dato l'ampio respiro proposto dagli esami che ci sono in questo corso di laurea, anche le figure lavorative vanno di pari passo, perché si può lavorare appunto nell'ambito della programmazione web, nell'ambito ad esempio della realizzazione di interfacce, TV, radio, realizzazione appunto di video pubblicitari, video di varia natura, social media managing, ce ne sono veramente, si può fare veramente tanto, ecco. Anche conosco alcuni miei colleghi che si sono laureati con me, con il mio anno, che adesso lavorano appunto, qualcuno lavora in agenzie che fanno produzione video e alcuni appunto sono andati a lavorare in agenzie che realizzano applicazioni, siti web. C'è un ampio respiro, ecco, dal punto di vista lavorativo, e dipende anche un po' da quello che piace a voi e che magari in un futuro dopo la laurea vorrete approfondire, ecco. E vado avanti con un'altra domanda che ci è stata fatta, che tipo di informatica si affronta nel corso di STM? Allora, principalmente si trattano le tecnologie di programmazione web, soprattutto nel corso di informatica multimediale, che è un corso del primo semestre del primo anno, si vedono quelle che sono le principali tecnologie di programmazione web, e poi successivamente nel corso degli anni si continua su questa strada. E, comunque siamo in questo ambito, anche i linguaggi di programmazione usati nei corsi più a carattere informatico sono sempre incentrati sul web, ecco. Questo è un po' l'obiettivo dei corsi di informatica che sono presenti ad STM, appunto, anche perché se fossero gli stessi corsi presenti all'informatica, il corso informatica che è stato presentato prima, sarebbe una inutile duplicazione, ecco. Quindi c'è questa differenziazione. Vediamo se... Vai pure, Matteo. Sì, eccomi. E dunque, ci è arrivata un'altra domanda da parte di un partecipante preoccupato un po' per il suo livello di informatica e matematica in quanto proveniente da un liceo, in merito al test d'ingresso. Ricalcando quanto ha già spiegato il professor Picciarelli in precedenza, io appunto sono dell'idea che può stare assolutamente tranquillo sia per quanto riguarda il livello di informatica che quello di matematica, perché il test di valutazione delle competenze iniziali appunto è proprio un test di base. Quindi anche in merito ad eventuali testi da consultare per la preparazione, io francamente non mi sentirei di consigliarne. Poi appunto potremo tirare in ballo anche il professor Picciarelli per un parere, ma a tutti gli effetti si tratta di un test veramente molto basilare che consente, proprio come diceva il professore, di capire se ci sono delle lacune gravi, ma tecnicamente, soprattutto nell'utilizzo del computer, è raro, ecco. Sì, io tengo a precisare che questo test iniziale serve giusto per farsi un'idea a grandi linee delle competenze, per capire se c'è davvero qualche lacuna enorme, ma in generale è veramente molto 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 difficile non riuscire a passare questo test, che insomma è alla portata di tutti. Tra l'altro non so che liceo sta finendo lo studente che ha fatto la domanda, ma insomma io vengo da un liceo scientifico, ho preso il dottorato in informatica, adesso sono un professore associato in informatica, quindi
Il venire da un liceo sicuramente non è un problema. La dottoressa Sanfilippo ha fatto lo stesso liceo mio, tra l'altro, quindi siamo due esempi di liceali che non hanno avuto nessun problema. Ok, e successivamente c'è stata fatta una domanda poi riguardo al livello di inglese. Per quanto riguarda il livello di inglese richiesto da Scienze e Tecnologie Multimediali, il discorso è un po' delicato ma non complicato, nel senso che se ne occupa il CLAV, che è un ente all'interno dell'università, per cui inizialmente è richiesto un test di accertamento per capire intorno a che livello di inglese si è, e successivamente viene chiesto un test di accertamento per confermare il livello richiesto, che è quello B1 medio progredito. Anche questo, diciamo, in linea con quelle che solitamente sono le preparazioni di un liceo, di un istituto tecnico, insomma. Quindi solitamente questa è la prassi e la procedura che viene svolta in merito al test di inglese. Lascio la parola ad Emanuele per un paio di altre domande che ci sono arrivate. E ultima, visto che stiamo avvicinando alle 4, ultima domanda: le lauree magistrali da cui si può accedere avendo fatto STM? Ovviamente la naturale continuazione è CMT, Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell'Informazione. Tra l'altro la laurea magistrale che stiamo facendo sia io che Matteo è la naturale continuazione di STM. Se non sbaglio, potrei sbagliarmi, ma spero di no, si può accedere alle lauree magistrali del Dipartimento, quindi informatica e cyber security. Grazie professor Picciarelli. Che assolutamente sì. E poi dipende anche dalla classe di laurea in cui scegliete di laurearvi in STM. Perché STM ha una doppia classe di laurea, che una è L31, che è Scienze e Tecnologie Informatiche, e l'altra è L20, che è Scienze della Comunicazione. A seconda della classe di laurea potete accedere alle lauree magistrali, non solo quelle interne a Udine, all'Università di Udine, ma anche magari quelle di altre università. So di un mio collega che adesso sta facendo la magistrale a Roma. Ha colto l'opportunità delle lezioni online per seguire una magistrale a Roma. Ok. Vedo che è uno studente un po' preoccupato perché viene da un istituto professionale, ma non preoccuparti, insomma, diteglielo anche voi. Sì, no, assolutamente, no, non preoccuparti. Comunque, magari non so se questa tua preoccupazione deriva dal test ingresso o forse magari dagli esami del primo esame di matematica o informatica, che magari possono spaventare subito al primo anno, ma assolutamente non preoccuparti, anche perché al primo anno comunque i professori partono dal presupposto che non tutti siano allo stesso livello e mano a mano cercano di portarvi a un livello pari, diciamo. Magari per l'esame di matematica so che il professore mette a disposizione anche dei materiali aggiuntivi se c'è bisogno di integrare o approfondire, quindi nessun tipo di preoccupazione. Sì, lo ribadisco anch'io, soprattutto nei corsi del primo anno si cerca di non dare nulla per scontato, si parte da zero e piano piano ci si costruisce un background che poi ci permette di affrontare gli esami successivi. È ovvio che quando a CMT faccio il corso di machine learning mi chiedo delle competenze di algebra lineare, ma l'algebra lineare si vede negli esami precedenti, si tratta in qualche modo anche a STM. Sicuramente non ho richieste di questo genere in un corso del primo anno, ecco. Per cui non preoccupatevi troppo, il corso è accessibile, facilmente accessibile a tutti quelli che vogliono metterci un po' di impegno, ovviamente. Esatto. Ok, visto che comunque mancano pochi secondi alle 4, vi lascio qui in chat i nostri contatti. Allora, il portale istituzionale è www.dmif.uniud.it e invece per contattarci potete scriverci alla nostra mail, che è tutoratomultimediale@uniud.it. Potete trovarci anche su Facebook, la pagina è STM, Scienze e Tecnologie Multimediali, e su Instagram la pagina noi tutor del Dipartimento, che è @tutordmif.
E anche, come ha fatto vedere prima il professor Picciarelli, abbiamo il canale di YouTube STM Uniud. Se volete vedere qualche lavoro che hanno realizzato i ragazzi in questi anni, andate a dare un'occhiata. Non abbiate paura a contattarci, anche perché rispondiamo noi tutor. Se avete qualche domanda, qualche curiosità che magari vi sorge dopo questa presentazione, non fatevi problemi, ma dateci una mail, scriveteci un messaggio su Facebook, un direct su Instagram, siamo a vostra completa disposizione. Bene. C'è anche Telegram, tra l'altro, quindi... Esatto, sempre tutor di MIF su Telegram, ci trovate, c'è il nostro canale. Dove volete. Ok, sono le 4 in punto, quindi io vi ringrazio per averci seguito per questa oretta e naturalmente vi aspetto a STM. Ciao a tutti. Arrivederci, grazie. Ciao. Arrivederci, grazie. Bene, grazie mille. Adesso proseguiamo con la presentazione del corso di laurea in matematica. Bene, buongiorno a tutti. Io presumo che se siete presenti oggi stiate già prendendo in considerazione la possibilità di iscrivervi a matematica e quindi ho preparato delle slides che hanno dei contenuti decisamente più specifici di quelli della presentazione di febbraio, anche se ho previsto una certa sovrapposizione nel caso, nell'eventualità che qualcuno di voi non fosse presente al primo incontro. Ecco, in ogni caso ho tagliato tutta la parte iniziale per chi avesse già visto la presentazione precedente relativa a un'introduzione alla matematica. Suppongo che se vi interessa il corso di laurea in matematica più o meno abbiate già l'idea di che cos'è la matematica. Passo quindi direttamente a illustrare la struttura del corso di studi in matematica e poi cercherò di entrare più in dettaglio anno per anno nei vari insegnamenti che vengono offerti, in modo che possiate farvi un quadro abbastanza completo di che cosa vi può aspettare. Allora, inizialmente, come immagino sarà stato già detto dai miei colleghi di informatica e multimediale, c'è un test d'ingresso che non dovrebbe farvi paura perché non è un test d'ingresso selettivo. Per intenderci, c'è il famoso e temuto test d'ingresso di medicina. Ecco, non stiamo parlando di qualche cosa di questo tipo. Dovete prendere questo test d'ingresso sostanzialmente come una sorta di test di autovalutazione. Se vedete che totalizzate dei punteggi infimi, probabilmente è il caso di rivedere un attimino le vostre intenzioni, ecco, perché magari non è proprio il corso di laurea che fa per voi. Però, se vedete che siete insufficienti in qualche cosa, non è veramente un problema, perché è previsto un recupero dei debiti durante il primo anno. Quindi, semplicemente, se vedete che qualche cosa non è andato proprio per il verso giusto nel test ingresso, vuol dire che ci sarà un pochino da studiare di più al primo anno e tutto finisce lì. Ecco, poi abbiamo una laurea triennale, naturalmente, come è previsto dall'ordinamento, e qui vale la pena dire subito che non è una laurea professionalizzante, quindi nei 3 anni in cui si studia matematica non è che uno si prepara a una professione, ad andare a lavorare. Ecco, in realtà in questo corso di laurea diamo in realtà una preparazione di base, perché il corso di laurea triennale in matematica è concepito principalmente come il trampolino con cui accedere poi alla laurea magistrale, quindi sostanzialmente serve per preparare l'accesso alla magistrale. E qui vale la pena dire anche un'altra cosa, ne parleremo anche verso la fine, ma i laureati in matematica alla fine risultano persone molto versatili. Il tipo di preparazione vi dà una forma mentale che vi permette anche di riconvertirvi se decidete che ad esempio vi interessa di più l'informatica o scoprite che vi piace di più la fisica oppure volete diventare degli ingegneri. Ecco, potete anche cambiare indirizzo dopo i 3 anni. Anzi, devo dire che ad esempio, non so, a ingegneria, in particolare nei politecnici dove ci sono i famosi corsi di laurea in modellistica, ingegneria matematica, i laureati in matematica sono non solo i benvenuti, ma molto richiesti.
in questi posti preferiscono un laureato in matematica piuttosto che un laureato triennale in qualche tipo di ingegneria. Poi segue la laurea magistrale, segue il dottorato di ricerca, ma lì stiamo parlando di orizzonti temporali che vanno ben più in là. Ecco, una cosa che va detta in questa introduzione è che esistono delle borse di studio che sono concepite in maniera specifica per gli studenti che vogliono iscriversi a matematica. Sto parlando delle borse di studio dell'INDAM, l'Istituto Nazionale di Alta Matematica, quindi questa è una cosa da tenere presente, cioè iscrivendosi a matematica c'è la possibilità di ricevere una di queste borse. E poi questo in realtà non ha a che fare solo con matematica, riguarda tutti i corsi di laurea dell'Università di Udine. Tenete presente che esiste anche la scuola superiore, ma di questo avremo modo magari di parlare verso la fine, quando sentiremo la testimonial che fra l'altro ha frequentato la scuola superiore. Passo allora direttamente al contenuto della laurea triennale. Allora, una cosa che devo dire è che non dovete aspettarvi che la matematica che si studia all'università sia sostanzialmente una versione un pochino più complicata della matematica che avete visto a scuola. Quindi, non so, per intenderci, non pensate che poi all'università per 3 anni, per esempio, si continui a fare trigonometria magari in forma un pochino più complicata, più elaborata. Non è così. La matematica che si studia all'università cambia nei contenuti, e questo è abbastanza ovvio del resto, però cambia anche e soprattutto l'approccio. Quindi c'è, direi, un po' uno scollamento fra la matematica che si è vista a scuola e quella che si è vista all'università, e quella che si vede all'università. Se devo essere sincero, adesso magari sono di parte, insomma, però sinceramente io trovo che molti aspetti della matematica che si vede a scuola siano un pochino noiosetti, mentre la matematica che si vede all'università di solito è una matematica, direi, eccitante. Allora, adesso a grandi linee vi descriverò il contenuto dei vari insegnamenti durante il corso di laurea triennale. Necessariamente devo essere molto breve. Se qualcuno di voi ha qualche curiosità specifica su qualcuno di questi insegnamenti, magari può approfittare anche del momento con i tutor alla fine. Meglio ancora sarebbe andare a consultare questo indirizzo web. Questo è sul sito di Ateneo. In realtà è un unico indirizzo, l'ho dovuto spezzare perché non mi rimaneva in una sola riga. Ecco, e lì uno per uno voi potete cliccare sull'insegnamento e vi si apre la scheda che vi dice quali sono i contenuti dell'insegnamento, chi è il docente, quali libri di testo vengono consigliati, e quindi se avete un pochino di pazienza e fate un pochino di questa ricerca, vi fate un'idea, devo dire, abbastanza approfondita, abbastanza chiara anche di cosa si studia a matematica. Allora, primo anno della laurea triennale. Una premessa. Troverete, passiamo subito, ecco, qui per esempio c'è un insegnamento di linguaggio matematica, vedete qui vicino un 3, poi c'è l'insegnamento di algebra 1 e vedete vicino un 12. Allora, questi numerini stanno a indicare i cosiddetti crediti formativi. Sono una misura dell'impegno in termini di tempo e in termini appunto di studio che è richiesto per prepararsi all'esame di questo corso. In realtà a me non piace pensare che uno si stia preparando all'esame, l'esame è semplicemente una verifica dell'apprendimento, diciamo l'impegno che è necessario per poter controllare, padroneggiare i contenuti di quel corso. Ecco. Allora, grosso modo, a parte qualche esempio come linguaggio che è solo di 3 crediti, ma bene o male i corsi sono o da 6 crediti o da 12 crediti. 6 crediti vuol dire 48 ore di lezione, che vuol dire che il corso viene offerto in circa 3 mesi e mezzo. 12 crediti sono 96 ore di lezione, vuol dire che il corso dura 7 mesi. Quindi stiamo parlando di corsi semestrali e corsi annuali sostanzialmente, anche se fa un po' ridere parlare di semestri che durano 3 mesi e mezzo, però insomma si usa chiamarli così. Allora,
Iniziamo con un insegnamento che non fa parte del curriculum, nel senso che non compare nel vostro libretto, non compare nel piano di studi e non c'è un esame. È l'insegnamento di matematica di base. È un insegnamento che viene offerto in settembre, ovviamente la frequenza non è obbligatoria, anche se io personalmente lo raccomando e lo raccomando a tutti. Lo scopo di questo insegnamento è in qualche maniera di, non dico livellare la preparazione, perché questo ovviamente non è possibile, però ci saranno persone che sono uscite magari da un liceo scientifico dove la matematica è stata studiata in maniera approfondita e magari si è fatta anche di più del programma ministeriale. E poi magari c'è qualcuno che viene, che so io, da un istituto tecnico o magari da qualche altro istituto, non so, per esempio può capitare che uno decida di iscriversi a matematica avendo studiato ragioneria, Io conosco, ci sono studenti che tra l'altro sono risultati studenti brillantissimi e che provengono dall'istituto per ragionieri, ecco. E lì è noto che di matematica non se ne fa tantissima. Allora, lo scopo di questo corso è sostanzialmente di venire incontro alle persone che sentono di avere bisogno di colmare la loro preparazione e, diciamo, fornire quel materiale che magari a scuola non è stato visto. Quindi i contenuti del corso di matematica di base a grandi linee sono la matematica che normalmente si dovrebbe vedere a scuola, nella scuola superiore, nel quinquennio di scuola superiore, ma che potrebbe capitare di non aver visto. Quindi stiamo parlando di funzioni elementari, in particolare esponenziale, logaritmo, trigonometria e geometria analitica. Attenzione, in questo corso non è compresa l'analisi, perché abbiamo dei corsi di analisi matematica che partono veramente da zero. Quindi non c'è bisogno di recuperare analisi, quindi sto parlando di derivate e integrali nel corso di matematica di base. Perché consiglio a tutti di seguirlo, anche a quelli che magari hanno frequentato un eccellente liceo scientifico? Ma perché cominciate a familiarizzarvi in questo corso con l'approccio universitario alla matematica. Come vi ho detto, è abbastanza diverso da quello delle scuole superiori. E il docente, che normalmente, spesso, anzi noi cerchiamo di fare in modo che sia uno studente della laurea magistrale, quindi non dico un vostro collega, ma quasi, insomma un collega un pochino più anziano, ecco, di solito riesce in questo corso a dare, diciamo, quel qualche cosa in più, ecco, che magari rende un argomento che potete aver già visto, che ne so io, un argomento di trigonometria, ve lo presenta sotto una luce un pochino diversa. Quindi è un corso che io mi sentirei di raccomandare a tutti. È anche, devo dire, un buon corso di preparazione, anche se non è quella la sua funzione, per il superamento del test d'ingresso. Però, ripeto, lo scopo di questo corso è eminentemente culturale. Un corso di linguaggio matematico, ecco, qui stiamo entrando nei corsi veri e propri e quindi quelli accompagnati poi da un esame finale. Ecco, il corso di linguaggio matematico, qui non ho aggiunto descrizioni perché il nome già parla da solo, ecco. È in pratica un corso che vi insegna a parlare il matematichese, vi insegna a scrivere il matematichese. Diciamo che non basta avere un'idea un pochino vaga di quale può essere il contenuto di un teorema. I matematici vogliono che il teorema venga enunciato in maniera chiara, precisa, senza possibili ambiguità. Ecco, l'obiettivo di questo corso sostanzialmente dovrebbe essere di prepararvi a scrivere o a parlare, diciamo, con proprietà di linguaggio dal punto di vista della matematica. Abbiamo poi iniziano i corsi disciplinari, ecco, questo era un corso, diciamo, di preparazione generale. Abbiamo il corso di algebra 1, su questi andrò abbastanza veloce. La mia intenzione qui è di darvi una carrellata degli argomenti che vengono coperti
E poi, ripeto, se qualcuno di voi è incuriosito può rivolgere magari domande ai tutor verso la fine oppure andare a consultare il sito che vi ho detto. Allora, dicevo, nel corso di Algebra 1 si comincia a introdurre il linguaggio astratto dell'algebra e si introducono in particolare le strutture algebriche di base, quindi stiamo parlando di gruppi, anelli e campi. Ecco, già qui vedete un aspetto di quello che vi dicevo prima, no? Se io parlo di algebra, normalmente una persona che esce dalle scuole superiori ha in mente, che ne so io, la regola di Ruffini, divisione di polinomi, cose del genere. Ecco, non è quello il tipo di algebra che interessa soprattutto all'università. All'università si cerca di ragionare a un livello di astrazione un po' più elevato, anche se poi le cose che si studiano qui, ad esempio, possono essere benissimo applicate all'algebra, diciamo, liceale. Abbiamo il corso di analisi 1, questi sono tutti i corsi, vedete 12, stiamo parlando di corsi grossi, corsi annuali. Nell'analisi 1 si studiano funzioni di una variabile, quindi limiti, calcolo differenziale e integrale, le successioni e le serie, argomenti che magari, a parte le serie che normalmente non vengono viste, forse anche le successioni, poi forse qualcuno qualcosa avrà visto, ecco, però funzioni di una variabile di solito vengono studiate al liceo scientifico negli ultimi anni di matematica. Ecco, qui ovviamente tutto quanto viene studiato in maniera molto più approfondita e partendo veramente da zero. Si inizia addirittura a studiare le proprietà dell'insieme dei numeri reali. Ecco, c'è un corso di aritmetica che non deve far pensare a aritmetica, imparare a fare le somme, le sottrazioni, eccetera. Cioè, aritmetica si intende teoria elementare delle proprietà dei numeri interi e dei polinomi. Ecco, è un corso molto interessante e molto interessante di per sé per i contenuti, ma è anche molto istruttivo perché è il tipo di corso che appunto comincia a farvi entrare nell'ordine di idee di come ragiona un matematico da matematico. Abbiamo poi il corso di Geometria 1, anche questo è un corso grossetto, diciamo, descriverlo nei dettagli sarebbe un pochino complicato. In maniera sintetica devo dire che presenta in pratica contenuti di algebra lineare e vi introduce il concetto e le proprietà delle nozioni di spazio vettoriale. Ecco. Poi c'è un corso di informatica e anche questo è un corso annuale, 12 crediti, anche qui conviene andare a vedere il sito per vedere i contenuti nel dettaglio, ma le parole chiave sono sostanzialmente algoritmi, programmazione e in particolare programmazione nel linguaggio C. E poi sempre del primo anno c'è il corso di strumenti informatici per la matematica, che è un corso che vi insegna a scrivere in pratica un documento in LaTeX. Non so, molti di voi probabilmente saranno abituati a usare Word. Word è un software orribile. Ecco, LaTeX è molto molto meglio, soprattutto per la preparazione di documenti di matematica. E LaTeX è anche piacevole, devo dire, da usare per un matematico perché ha una struttura logica molto chiara. Ecco, in questo corso imparate a scrivere un documento utilizzando LaTeX. Diciamo che dal punto di vista tipografico siamo quasi al top, devo dire, di quello che si può pretendere. Poi vabbè, lingua inglese, c'è una prova di conoscenza della lingua inglese, questo fra l'altro non è un corso offerto dal nostro dipartimento, è offerto dal CLAV, quindi lì c'è semplicemente, tenete conto che c'è soltanto questa prova da superare. Ecco, questo è il panorama dei corsi del primo anno. Secondo anno abbiamo il corso di analisi matematica 2 che ovviamente è la prosecuzione del corso di analisi 1. In analisi 1 abbiamo studiato funzioni di una variabile reale, in analisi 2 si studiano funzioni di più variabili reali, quindi calcolo differenziale integrale di funzioni di più variabili, ma non solo, si studiano anche altre nozioni, come ad esempio la nozione di spazio metrico, spazio normato, si studiano le serie di funzioni, equazioni differenziali e si vede
una teoria dell'integrazione differente da quella studiata in analisi 1. In analisi 1 si studiano gli integrali di Riemann e qui si studiano gli integrali di Lebesgue. Ecco, poi iniziamo al secondo anno, primo semestre, ad avere un piccolo assaggino di corsi un po' più specifici. Finora vedete che abbiamo avuto a che fare con corsi molto generali, algebra, analisi, geometria. Ecco, analisi numerica. Analisi numerica è una branca della matematica che si occupa sostanzialmente di risolvere problemi utilizzando il computer, detto proprio nella maniera più sintetica possibile. Ecco, molto spesso, ad esempio, ci sono da risolvere delle equazioni differenziali o sistemi di equazioni differenziali troppo complessi per poter essere trattati analiticamente e allora uno ricorre al computer per risolverli con opportune tecniche di approssimazione. Ecco, nell'analisi numerica che si fa al secondo anno si risolvono numericamente, quindi al computer, sistemi di equazioni, diciamo così, algebriche. Poi abbiamo un corso di fisica generale, qui non dovrebbe sorprendervi il programma, sono i soliti argomenti, meccanica, termodinamica ed elettromagnetismo. Un corso di geometria 2, dove si studiano geometria proiettiva e riemanniana e si studia topologia, che in realtà è un argomento estremamente importante e trasversale, perché nozioni di topologia vengono usatissime, ad esempio, anche in analisi. C'è un corso di logica matematica, in cui si studia logica formale, si fa teoria assiomatica degli insiemi, teoria della calcolabilità. Se qualcuno di voi è familiare, ad esempio, o ha sentito parlare il famoso teorema di Gödel, ecco, questo è uno degli argomenti che vengono studiati in questo corso. E poi c'è il corso di teoria di Galois, che potete considerare il corso di algebra 2, anche se non si chiama così, ma di fatto è una prosecuzione del corso di algebra 1, dove si studia teoria dei gruppi e degli anelli, e interessante, si studiano particolari applicazioni di questi argomenti. Si studiano le applicazioni alla possibilità di risolvere determinati problemi. Quindi avrete sentito parlare, per esempio, del fatto che non è possibile fare la quadratura del cerchio con riga e compasso, o la trisezione dell'angolo, o la duplicazione del cubo. Ecco, c'è un aspetto algebrico, strutturale, dietro al fatto che certe costruzioni non sono possibili. E in effetti la teoria di Galois nasce dai tentativi falliti di risolvere equazioni algebriche di grado superiore al quarto, sostanzialmente. Poi abbiamo al terzo anno il corso di analisi 3, l'ultimo dei corsi di analisi matematica, dove si studiano equazioni differenziali sia ordinarie che a derivate parziali e si buttano le prime basi di analisi complessa, che poi viene ripresa per chi continua alla laurea magistrale. C'è il corso di meccanica razionale, che incidentalmente è il corso che tengo io, che è un corso in cui si approfondisce la parte di meccanica accennata, diciamo, introdotta in fisica, e si vede, diciamo, la meccanica come sistema assiomatico di tipo deduttivo, no? Quindi invece di cercare di costruire, di dare sperimentalmente i motivi per cui uno deve credere o no certe leggi, si parte da certi assiomi e in base a quegli assiomi si cerca di ricavare per deduzione matematica tutte le possibili conseguenze. Qui si vedrà il formalismo sia newtoniano ma anche il formalismo lagrangiano e hamiltoniano. Poi c'è un secondo corso di tipo applicativo, oltre a quello di analisi numerica visto al secondo anno, che è il corso di ottimizzazione. Ecco, qui si studia programmazione lineare, teoria dei grafi. Il corso in generale, come dice il nome, cerca di risolvere problemi in maniera ottimale, sostanzialmente. Dovrebbe darvi gli strumenti per poter affrontare, diciamo, per poter decidere fra varie strategie per risolvere un certo tipo di problema qual è la strategia migliore, quella che ad esempio minimizza il costo o il tempo o quant'altro, insomma dipende dai parametri che avete. Stiamo avvicinandoci alla fine, c'è il corso di probabilità 1 che butta le basi della teoria assiomatica della probabilità e
è un corso anche di teoria della misura, quindi riprende quello che si è visto nei corsi di analisi 1 e analisi 2 sull'integrazione e la approfondisce e generalizza, e c'è un corso di complementi di fisica generale che parte da dove è terminato il corso di fisica generale, quindi sviluppa le equazioni di Maxwell, anche teoria delle onde elettromagnetiche, relatività ristretta e le basi fondamentali di meccanica quantistica. Ci sono anche 12 crediti che possono essere scelti in maniera completamente autonoma dallo studente fra tutti i corsi dell'Ateneo, e alla fine ci sono 6 crediti destinati alla tesi di laurea. Poi molto rapidamente vi descrivo la laurea magistrale, anche insomma, non dovrebbe riguardarvi direttamente adesso, però magari uno fa una scelta informata. Nella laurea magistrale abbiamo sostanzialmente 5 percorsi e l'idea è che le basi sono state gettate nella laurea triennale e a questo punto uno si specializza. Ecco, allora a seconda dei propri interessi uno può decidere di intraprendere un percorso di tipo generale, diciamo soprattutto destinato alla matematica teorica, dove gli argomenti sono quelli di logica, algebra, geometria e analisi, oppure uno può decidere di intraprendere il percorso didattico, e questo tipicamente è quello scelto dalle persone che hanno intenzione poi di entrare nel mondo della scuola. Poi c'è un corso, diciamo, di tipo applicativo, anche se in realtà i percorsi sono due di tipo applicativo, comunque ce n'è uno, diciamo, destinato alle scienze applicate, all'industria, dove i temi principali sono quelli di analisi numerica e ricerca operativa. E ce n'è un secondo, salto subito a quello lì, sulla finanza quantitativa. Ecco, questo è un percorso che offriamo in collaborazione col Dipartimento di Economia e sì, ovviamente prepara persone che applicheranno poi la matematica allo studio dei mercati finanziari. C'è un percorso sui sistemi dinamici che è un po' una peculiarità di Udine, non mi risulta che venga offerto in altre sedi. Sistemi dinamici in realtà è un argomento estremamente vasto e questo qui è un percorso proprio trasversale, perché uno può ritrovare dei corsi di tipo teorico come dei corsi di tipo applicativo. Ecco, comunque per darvi un'idea, sistema dinamico è qualunque cosa che in un senso molto generale si possa ritenere che evolve. Ecco, quindi qualunque modello, qualunque sistema matematico dove uno può identificare un'evoluzione non necessariamente in senso temporale può essere ritenuto, diciamo, un sistema dinamico. Ecco, per toccare un tema tristemente noto di questi tempi, ecco, ad esempio, un sistema dinamico può essere un modello di un'epidemia. Ecco, e nel percorso di sistemi dinamici, in effetti, ci sono degli insegnamenti dove si impara anche a modellizzare situazioni di questo tipo, fare modelli di popolazioni o appunto modelli con cui si propagano le epidemie. Ecco, questi non dovete pensarli come gabbie, nel senso che uno deve per forza scegliere uno di questi. Devo dire, è difficile che uno non si riconosca in uno di questi percorsi, però è possibile anche proporne uno personale. Ecco, queste sono slides che ho già presentato la prima volta, però nel caso che qualcuno sia presente oggi e non fosse presente all'epoca, è il caso di farle vedere di nuovo. Quindi c'è la classica domanda, sì, va bene, tutto bello, però poi cosa va a fare un matematico? Per cominciare, il lavoro lo trova? Allora, i dati mostrano che il lavoro un matematico lo trova, non è un problema. E i dati mostrano anche, questo è meno noto, che si può trovare dei lavori molto molto interessanti, perché c'è un mito duro a morire, però la gente sembra continuare a pensarla così, che una volta laureato in matematica uno o entra nel mondo dell'università o della ricerca oppure va a insegnare. Terza possibilità non esiste. Ecco, in questo diagramma vedete che le cose non sono così. Allora, è vero che c'è circa un terzo delle persone vanno a insegnare, però credo che qui ci sia un effetto di selezione, cioè chi in partenza ha intenzione di andare a insegnare
e non vuole andare a insegnare lettere, magari è possibilissimo che si sia iscritto a matematica proprio con quell'intenzione. Ecco, quello che è più sorprendente è che vedete c'è un 20%, un 15%, quindi insieme abbiamo un 35% di persone che vanno a lavorare nei servizi, poi abbiamo banca e finanza, insomma ci sono molte altre possibilità. Chi non ha ancora avuto modo di vederlo è invitato ad andare a consultare questo sito che raccoglie interviste a matematici che alla fine si sono trovati a fare il lavoro tipico da matematici, ad esempio università e ricerca, quello che normalmente la persona pensa che faccia un matematico, ma in realtà la maggior parte di questi non sono finiti a lavorare nell'università o nella ricerca, sono finiti a lavorare in tutti questi altri settori e in generale tutti sono molto contenti e trovano che il corso di laurea in matematica in qualche maniera abbia dato loro una marcia in più. Allora, mi avvio a sintetizzare. Intanto, questo corso di laurea è un corso che dal punto di vista dello studente ha un valore aggiunto. I nostri iscritti non sono tantissimi, quest'anno abbiamo una cinquantina di iscritti al primo anno della laurea in matematica triennale. Allora 50 non sono tanti, questo vuol dire dal vostro punto di vista che voi non siete uno studente nel mucchio. Abbiamo un servizio di tutorato molto efficiente, molto curato e quindi potete contattare tranquillamente i tutor, ma potete anche contattare i docenti e i docenti sono ben contenti di interagire con voi. Vi assicuro che i docenti del corso di laurea in matematica sono docenti molto disponibili. Ecco, quindi vi trovate sostanzialmente, non dico che vi si può seguire uno per uno perché non sarebbe vero, però sicuramente rispetto a corsi di laurea più affollati è molto più facile per voi essere seguiti. Ecco, non voglio dare l'impressione che questo sia un percorso facile. Ecco, il corso di laurea in matematica non è un corso di laurea facile. Chi va in cerca di un corso di laurea facile è pregato di rivolgersi altrove. Questo è un corso di laurea impegnativo, vi chiede molto, però vi dà anche molto. È un corso di laurea che vi dà soddisfazione. Alla fine di questo corso di laurea vi trovate che per il tipo di percorso che avete seguito avete acquistato delle basi estremamente solide e delle capacità logiche e analitiche molto spiccate, molto, come si può dire, decisamente superiori alla media. Questo non è un corso di laurea in cui si cerca di fornire un know-how. Il know-how si fa presto ad imparare, si fa presto anche a dimenticare e fa presto a diventare obsoleto. Questo è un corso di laurea che vi dà degli strumenti per pensare che poi vi rimangono per tutta la vita e sono la cosa più importante. Strumenti molto generali ed efficaci. Non a caso i laureati in matematica sono molto apprezzati anche dalle realtà produttive, quindi parlavo prima di industria e servizi, e in effetti gli sbocchi professionali ce ne sono parecchi e tipicamente non si affidano a matematici dei compiti di basso livello, si affidano di solito a posizioni di responsabilità. Per terminare, giusto perché lo sappiate, laureati in matematica presso l'Università di Udine attualmente occupano posti di prestigio non solo in Italia ma anche all'estero. Potrei citarvi un certo numero di università, centri di ricerca, banche, insomma altre sedi dove si trovano a lavorare i nostri laureati. Allora, per qualunque informazione io vi inviterei ad andare a consultare le pagine web del corso, però attenzione, non vi consiglierei di andare a vedere quelle sul sito di Ateneo, quindi non su www.uniud. Metteteci DMIF prima di Uniud, così finite direttamente sulle pagine web del Dipartimento, dove ci sono molte più informazioni e sono anche presentate in maniera direi un po' più user-friendly, accattivante. E poi ci sono anche i contatti che potete utilizzare. Bene, do il benvenuto alla dottoressa Elena Bosa, che vedo è qui con noi. Allora, prima parlavo di laureati in matematica che
finiscono a non fare esattamente quello che ci si aspetta da un matematico, ma che si trovano contenti. Ecco, io credo che la dottoressa Bosa sia un eccellente esempio di come una persona laureata in matematica possa trovare un impiego di grande interesse e soddisfazione anche in un contesto che normalmente uno non associa alla figura tipica del matematico. Ecco, avrei potuto invitare anche uno dei nostri laureati che svolgono ricerca o insegnano, però questo avrebbe rafforzato lo stereotipo. E per questo invece ho preferito contattare la dottoressa Bosa, che molto gentilmente ha consentito. Allora, la introduco con 2 parole in generale e poi do la parola a lei, le farò qualche domanda. Allora, la dottoressa Bosa si è iscritta al corso di laurea in matematica a Udine nel 2004. Correggimi Elena se dico qualcosa di sbagliato. Corretto. Nel 2007 ha conseguito la laurea triennale e nel 2009 la magistrale. Ecco, in questo periodo, questo è interessante per quello che dicevo all'inizio a proposito di opportunità borse di studio, in questo periodo ha usufruito di una borsa di studio presso la scuola superiore e in effetti è stata fra gli studenti che hanno inaugurato la scuola. Se ricordo bene, il tuo era il primo anno in cui era stata attivata la scuola superiore. Quindi avete di fronte una persona che ha visto la superiore proprio dall'inizio. Ecco, ha anche svolto delle esercitazioni fatte da tutor e mi pare abbia tenuto un corso di analisi 1 a ingegneria, forse subito dopo la laurea. Poi ha iniziato a occuparsi di finanza. E prima ha lavorato alla Deutsche Bank di Londra, poi a New York, dove attualmente lavora presso la società di investimenti Morgan Stanley. Ecco, io a questo punto vorrei chiederti, intanto di entrare magari un po' più nello specifico sugli argomenti di cui ti occupi ora. E magari dici anche se c'è qualcosa che puoi aggiungere a proposito del tuo percorso dalla laurea fino ad oggi. Sì, adesso come adesso faccio trading di derivati esotici, cioè di prodotti che si basano su indici e azioni americane o anche di tutto il mondo per Morgan Stanley. Quindi siamo in 10 persone sul desk qui, è un desk globale, sono persone da tutto il mondo, compriamo e vendiamo derivati tutta la giornata essenzialmente, quindi c'è una grande parte in realtà di tecnicità dietro questo lavoro. La metà dei miei colleghi hanno un background in fisica teorica e l'altra metà in matematica, per dare un'idea un po' come sono i background qui. Prima di questo lavoro avevo fatto un lavoro un attimo più tecnico ancora, che è quantitative analyst in una banca, in cui diciamo si fanno la programmazione che sta alla base di tutti questi prezzaggi, quindi basandosi su analisi matematica e analisi stocastica, tutta una serie insomma di molto più tecnica. Tutti i miei colleghi erano tutti PhD in matematica e fisica. Io diciamo che sono finita un po' a caso in questo mondo, perché come diceva lei prima, quando ho cominciato l'università mi aspettavo che matematica sarebbe stato un percorso che mi avrebbe portata all'insegnamento e stavo seguendo quel percorso, nel senso che dopo io ho fatto la triennale in matematica teorica, diciamo a Udine, e la specialistica per provare qualcosa di diverso ho fatto matematica applicata e attraverso la scuola superiore, a parte conoscere lei, avevo conosciuto anche altre diciamo materie, altri aspetti della matematica che non conoscevo prima. Per caso ho cominciato un dottorato dopo l'Università di Udine a Padova e il dottorato, la borsa di studio che ho vinto era in matematica applicata e mi ha portata per vie traverse a fare un master in Francia in matematica finanziaria, uno dei migliori penso in Europa per questo soggetto. Il master in Francia mi ha portata nella banca, mi hanno fatto un'offerta in una banca per unirmi a loro e così a caso, mentre pensavo di rientrare in Europa per diventare professore universitario, mi sono trovata in una banca a Londra a fare l'analista quantitativo. Quindi sì, diciamo che questo è un po' un percorso diverso, immagino, da quello che una persona si può aspettare
inizialmente quando si iscrive a matematica in un'università. Certo, sì, diverso, ma forse non poco comune, devo dire, perché ho sentito diversi che si sono laureati in matematica e poi alla fine sono finiti a fare altro, come dicevo prima a proposito del libro sui mestieri dei matematici. Ecco, a questo proposito, ci dici quanto ti è stata utile, se ti è stata utile, insomma, la formazione che hai ottenuta presso il corso di laurea in matematica a Udine? Io, avendo fatto una sola università in Italia, non ho molti mezzi di comparazione. Quello che posso dire è che sicuramente, secondo me, la formazione era stata un'ottima base teorica, perché ho visto, cioè dopo i miei 5 anni a Udine, ho avuto 2 offerte per un dottorato con borsa di studio, uno alla Normale di Pisa e uno all'Università di Padova. Quindi ho avuto anche la scelta su dove andare a fare un dottorato, e in entrambi i casi pagato. Quindi quello che io ho sentito è stato che la formazione a Udine sicuramente è stata molto buona, se mi ha permesso di avere tutte queste offerte. Allo stesso tempo sono stata presa in questo master in Francia, appunto uno dei migliori in Europa, non parlando neanche francese, e sono riuscita a finire il corso. Quindi anche questo, in molti dei corsi che ho visto in Francia, la teoria era parte della teoria che avevo già visto in Italia, e quello che ho visto come differenza è che in Italia, almeno al corso di Udine, la teoria era stata fatta in maniera molto approfondita e molto bene, magari con meno legami all'industria, mentre i miei colleghi dall'estero, quello che avevo visto è che avevano magari meno basi di teoria, basi meno solide e magari più esperienze già di lavoro dopo 3, 4, 5 anni di università. Quindi sicuramente l'Università di Udine mi ha dato un'ottima base, un'ottima preparazione. Bene, grazie. Ecco, sì, però a me interesserebbe sapere proprio come tu hai, diciamo così, vissuto il fatto di avere una laurea in matematica, una preparazione da matematica in questo mondo della finanza invece. In parte hai anche risposto perché hai detto che siete tutti o matematici o fisici teorici, no? E questo è abbastanza interessante, no? Perché uno si aspetta dall'esterno che in questo mondo ci siano persone laureate in economia, magari ingegneri gestionali o che ne so io, no? Invece no, abbiamo matematici e fisici teorici. Sapresti spiegare come mai? Cioè, cos'è? La laurea in matematica ti dà un punto di forza per questo tipo di carriera? Per il mio percorso, per fare analista quantitativo, ma anche per fare trading, quello che sto facendo adesso, sicuramente venire da una base di matematica o fisica, qualcosa di teorico, è meglio, è più apprezzato che venire da una base economica o di ingegneria. Quello che non è tanto la conoscenza in sé dell'algebra o della geometria o dell'analisi, quanto diciamo la formazione mentale, diciamo il metodo di ragionamento che probabilmente studiare matematica dà a uno studente più che studiare economia. Quello che ho visto io è che quando assumiamo anche adesso nuovo personale, la maggior parte delle volte quello che ci si dice è facile insegnare a qualcuno la parte di finanza o la parte di economia. Quando uno è uscito dall'università e deve imparare qualcosa, è più facile insegnargli la parte economica e la parte finanziaria piuttosto che insegnargli tutte le basi matematiche che ci sono dietro. Quindi quando ci troviamo a scegliere tra assumere una persona che ha tutte le conoscenze di finanza e nessuna conoscenza di matematica, o una persona che ha tutte le conoscenze di matematica ma non ha nessuna idea di cosa sia la finanza, assumiamo piuttosto il matematico che non ha idea di finanza, perché sappiamo che in tempo 3 mesi gli abbiamo insegnato già tutto quello che gli serve di finanza. Qualcuno che ha già imparato matematica ha più facilità a, diciamo, estendere alla finanza le conoscenze. Quindi sì. Questo è molto interessante, anche per uno come me. Io ho problemi a leggere i documenti che mi manda la banca, quindi vuol dire ho ancora qualche speranza. In 3 mesi forse posso imparare. No, a parte gli scherzi, ecco, fra matematici e fisici teorici più o meno vi vedete, siete alla pari, oppure c'è qualche cosa che i matematici sono più bravi a fare e qualche cos'altro che i fisici sono più bravi a fare? Una curiosità mia. Siccome io sono fisica, mi interessa anche saperlo. Diciamo che i matematici teorici ogni tanto sono un attimo, hanno ancora questo
background e questo modo di fare che li spinge a cercare una soluzione che sia perfetta, quando nel mondo della finanza magari la soluzione perfetta non ci serve giusto qualcosa che funzioni. Ovviamente non una cosa che domani si sarà rotta, ma qualcosa che funzioni almeno in una maniera buona. Il fisico è più, ha trovato la soluzione che funziona, magari non è perfetta, ma va bene, quindi magari riesce a lavorare in un modo più veloce. Però, non so, io venivo da matematica, poi venivo da matematica applicata, quindi magari sono più nel metodo, cerchiamo una soluzione magari non perfetta ma applicabile. Il mio capo di prima era un matematico e il mio capo di prima ancora era un astrofisico, quindi che nel tempo libero mi raccontava delle teorie dei buchi neri, quindi cioè, sì. Questo è molto interessante. Beh, giusto per completare, perché ci hai detto che adesso che il tuo background era di matematica applicata, io non l'ho detto e insomma non è saltato fuori nella discussione. Su che argomento hai fatto la tesi? Parliamo della tesi magistrale. La tesi magistrale in realtà l'avevo fatta su analisi, quindi tipo sistemi dinamici di equazioni differenziali, quindi sì, sempre su in matematica teorica. applicata è stato poi per il dottorato, quindi sì. L'avevo fatto anche nella specialistica, però poi mi piaceva molto analisi come materia, quindi alla fine comunque avevo fatto... La cosa bella anche che ho trovato all'Università di Udine è che è molto flessibile, quindi a me piaceva molto analisi, che magari era più considerata un corso di matematica pura. E avendo scelto matematica applicata avevo più corsi come ottimizzazione e analisi numerica, ma volevo continuare a fare anche analisi, quindi ho potuto scegliere e mettere dentro tutti i corsi di analisi, anche se non erano obbligatori. Quindi, perché tanti studenti magari approfittano dei corsi a scelta per scegliere un corso più facile magari, però è anche più un'occasione proprio per scoprire quello che piace, cioè provare cose che piacciono, anche se magari possono essere difficili. Cioè. Sì, ecco, questo è interessante perché allora tradotto nell'attuale sistema dei percorsi, no? Perché alla tua epoca c'erano evidentemente i curriculum. Nel sistema dei percorsi sarebbe come uno che sceglie il percorso di matematica per le scienze applicate, industria e servizi, però poi alla fine fa una tesi di analisi, ecco, che mostra che appunto, come dicevo prima, non abbiamo costruito queste gabbie, ecco, in fin dei conti. Ecco, qui vedo che ci stiamo avvicinando alla fine del tempo, quindi ti faccio ancora un'ultima domanda proprio veloce. C'è qualcosa che caratterizza il corso di studi in matematica che tu hai seguito e che tu ricordi con particolare piacere o che ti ha procurato dei vantaggi? Secondo me, proprio come diceva anche lei prima, sono i contatti che si hanno con i docenti, nel senso che il corso è molto, non ci sono 300 studenti nel corso, quindi è molto facile avere una relazione con un professore, porre domande, qualsiasi dubbio, andare nello studio del professore, chiedere qualcosa, e i professori sono sempre molto disponibili, e la cosa che mi ha aiutato molto è sicuramente che i contatti che questi professori mi hanno dato poi, cioè l'università in sé, non so quanto siano cambiate le cose adesso, ma quando ho fatto io la laurea era un po' difficile passare dall'università al lavoro, non c'erano così tanti legami con le aziende o con altre università, diciamo che uno studente che finiva la magistrale doveva un po' arrangiarsi. Quello che ho trovato io a matematica è che quando io sono andata a parlare con il mio professore di tesi, ma anche altri professori di materie che mi erano piaciute negli ultimi 2 anni, mi hanno dato i contatti di master. Il master in Francia l'ho avuto con un contatto di un professore dell'Università di Udine che mi ha detto come fare application. Sì, diciamo che, e mantengo tuttora appunto ancora le relazioni quando torno in Italia, magari passo a trovare alcuni professori. Diciamo che i contatti sono una cosa molto importante, mi sono resa conto dopo, forse più importante quasi di quello che si impara. Grazie. Sì, devo dire, sono contento di poter dire che in realtà le cose non sono veramente cambiate, anzi se possibile sono migliorate, perché forse abbiamo stabilito ancora più contatti con l'esterno e attualmente abbiamo anche, non ne ho parlato perché riguarda la laurea magistrale, ma abbiamo previsto anche la possibilità di svolgere un tirocinio, quindi se qualche studente della magistrale è già interessato a prendere dei contatti con
realtà del mondo del lavoro, ecco, quella è un'opportunità. Va bene, senti, ti ringrazio tantissimo, è stata una testimonianza preziosa. Di niente. A questo punto io darei la parola ai tutor. Qui vedo che abbiamo Cagnetta. Perfetto. Sì, sembra che il tutor sia uno solo, Venchiarutti non lo vedo. No, lui non è presente perché appunto per rimanere in tema è impegnato proprio al momento in un colloquio di lavoro. Per farvi capire che cioè, la laurea in matematica è quanto probabilmente di più trasversale e ampio, cioè vi dà un panorama ampissimo di possibilità dal punto di vista appunto lavorativo, perché appunto come ha detto perfettamente sia il prof Sonego precedentemente che appunto Elena ora, che tra l'altro ringrazio per la bellissima, diciamo, il bellissimo intervento, quello che vi dà la laurea in matematica principalmente è la preparazione intellettuale e di ragionamento, che è ciò che sostanzialmente al giorno d'oggi viene richiesto di più. Posso portare anche un'esperienza personale in tal senso, visto che anch'io infatti, e questo già alla triennale, quindi effettivamente il numero di contatti che l'Università di Udine ha acquisito è aumentato, per rispondere anche ad Elena. Sono entrato in contatto appunto con delle realtà, in questo caso una azienda diciamo inglese, con sede appunto a New York e a Londra, che appunto sostanzialmente loro cercano matematici per poi appunto studiare i dati dei mercati finanziari, ad esempio, e per scegliere i matematici, cioè insomma per scegliere le persone che gli servono per i lavori, insomma, per studiare appunto i dati finanziari, non fanno dei colloqui teorici, ma fanno dei colloqui dove vi danno sostanzialmente un problema di matematica. Infatti, ad esempio, per questo stage che mi era stato proposto, che poi purtroppo a causa del Covid non si è potuto ottenere, però mi era stato dato un problema di combinatoria, magari ne avete sentito parlare, cioè ne avete incontrati anche alle superiori, problemi di combinatoria, dove la base matematica, cioè tutto il succo del problema si basa nel ragionamento, non c'è una grossissima base teorica dietro. E appunto la scelta si basava sulla risoluzione di questo problema, che però aveva grosse implicazioni anche dal punto di vista reale. Infatti, sì, così mi collego anche alla domanda che leggo qua in chat. Il corso di laurea in matematica parte da zero sostanzialmente, sia tramite il corso di matematica di base, ma anche all'interno dei corsi, cioè i corsi di algebra, di analisi 1, che sono stati perfettamente presentati, di geometria, cioè si accompagna lo studente da zero. Quindi indipendentemente se hai fatto il liceo classico non è alcun problema. Nel mio anno, ma anche in tutti gli altri anni, cioè questo lo posso confermare perché appunto essendo tutor non solo appunto informativo ma anche didattico, quindi tenendo le esercitazioni di analisi 1, ci sono diversi studenti che hanno fatto il liceo classico e non ci sono problemi, perché appunto si viene accompagnati da zero e, come ha detto perfettamente il prof Sonego, visto che ci sono diciamo un numero contenuto di studenti, non ci sono i famigerati 150 studenti che possono esserci ad esempio a un corso di medicina, si viene molto seguiti ed è anche facilissimo entrare insomma in contatto con i tutor e con i docenti soprattutto. La cosa che posso confermare appieno è il rapporto privilegiato che c'è con i docenti universitari, perché infatti forse quello che può essere considerato un neo solitamente del studio universitario è il fatto che frequentando corsi molto grandi, cioè con tanti studenti, la cosa che diventa difficile è il rapporto con l'insegnante, perché uno viene dalle scuole superiori dove sostanzialmente si può parlare direttamente con il proprio insegnante, cosa che è un po' più complicata all'università. Bene, questo problema sostanzialmente non c'è a matematica. Scusa, sempre per tranquillizzare lo studente che proviene dal classico,
l'ultima medaglia Fields in matematica, Alessio Figalli, italiano, ha frequentato il liceo classico. Altri scienziati eminenti che hanno frequentato il liceo classico sono Fabiola Giannotti, che è direttrice del CERN, Carlo Rovelli, che più o meno tutti conoscono per i libri, gli interventi sul Corriere. Ecco, quindi assolutamente il liceo classico non preclude una carriera scientifica. E per quanto appunto riguarda la domanda sulle professioni finanziarie, diciamo che è ovviamente indicato fare degli esami, magari appunto scegliendo alla magistrale il percorso dedicato. Appunto, se uno ha quell'interesse, essendoci questa opportunità, visto che adesso il corso magistrale è organizzato in 5 percorsi principali, permette proprio di dare ampio spazio alle proprie sensibilità, insomma. Però comunque non è che gli altri corsi precludano, tra virgolette, a diversi sbocchi lavorativi. Ad esempio, io diciamo, il percorso che sto seguendo io al momento è sostanzialmente sistemi dinamici e appunto, come infatti ha anche detto Elena, di cui sostanzialmente ha fatto la tesi, cioè i sistemi dinamici sono un aspetto che più trasversale non potrebbe essere, in quanto appaiono sostanzialmente ovunque nel mondo, non solo da un punto di vista matematico, diversi risultati, anche diciamo riguardanti gli aspetti, se vogliamo, più teorici della matematica, come la teoria dei numeri, ma fino alla fisica, sono tutti sostanzialmente una versione di sistemi dinamici, quindi la trasversalità è assoluta. Ovviamente il fatto che appunto al terzo anno ci siano 2 corsi a scelta, io vi dico che è prezioso usare quei 2 corsi a scelta, quindi quei 12 crediti a scelta, per magari frequentare corsi che non solo vi diano un'aggiunta teorica e un arricchimento particolare al vostro percorso, perché è una risorsa preziosa quella del fatto che già alla triennale si possa scegliere degli esami e inoltre non deve essere inteso come come è stato detto prima, voglio sostanzialmente magari laurearmi prima e quindi metto 2 esami facili. Scegliete quelli che vi possono dare degli spunti su qualche argomento che vi interessa. Poi magari così, male che vada, comprendete che quello non era ciò che mi interessava e serve per evitare magari insomma di fossilizzarsi su quel particolare argomento in futuro. Come ci si prepara il test? Non mi stancherò di ripeterlo, come hanno fatto tutti anche i tutor e i professori precedentemente. Non vi preoccupate per il test, la preparazione che vi viene data alle scuole superiori è più che adeguata. Comunque si riprende sostanzialmente da zero all'inizio insomma dell'università, quindi quello non è un problema, non deve essere quella la preparazione. Mi rendo conto che la parola test possa suscitare dubbi e preoccupazioni, però non è quello il succo del discorso, ecco. So se vuole anche rimarcare il prof Sonego. Posso confermare ogni parola. Ok, allora ci chiedono: è necessario, oltre che utile, conoscere già io ho anche un pochino di paura a leggere questa domanda, in realtà il C++ e LaTeX. Rispondo rapidamente, non è in alcun modo necessario. Entrambi i corsi, sia di informatica che per il LaTeX, si parte da zero, appunto, sono introduttivi e appunto procedono nell'insegnamento degli strumenti. Io stesso non avevo, alle scuole superiori avevo fatto un po' di programmazione in Java, ma proprio un accenno, quindi di C++ non sapevo niente, però non ho incontrato alcuna difficoltà. È uguale ovviamente per il LaTeX, che è un programma sostanzialmente appunto per la produzione di documenti, però di alto livello tipografico, tutti gli articoli seri, libri
seri di matematica e fisica sono scritti in LaTeX, quindi diventerà lo strumento principale quando inizierete insomma a produrre contenuti di questo ambito. Ecco, non so Alberto se vuoi spendere proprio 2 parole in conclusione, essendo tu studente della scuola superiore, su quello che invece è stata magari la preparazione, in questo caso al test della scuola superiore, insomma come ti trovi, l'ambiente com'è e tutto, potrebbe essere interessante visto che l'abbiamo nominata più volte. Anzi, ottima considerazione, anzi grazie di questa possibilità. Appunto la scuola superiore, vi invito insomma a informarvi nel caso non la conosciate già, però appunto è questo sostanzialmente istituto di eccellenza che presenta all'interno dell'università il test sostanzialmente. Cioè, allora, riprendo il discorso su cos'è rapidamente la scuola superiore. È un istituto di eccellenza, cioè tipo sostanzialmente la Normale di Pisa, che magari conoscete già, dove si ha un rapporto ancora più vicino rispetto ai docenti dell'Università degli Studi di Udine, e si è insieme a tanti altri studenti che studiano anche diverse materie. Si alloggia in un collegio che è presente in Palazzo Toppo Wasserman, quindi si risiede a Udine, e appunto il plus della scuola superiore, oltre che la preparazione aggiuntiva che si riceve rispetto all'università insomma normale, visto che la scuola superiore offre dei corsi aggiuntivi su magari degli aspetti che normalmente non potrebbero essere visti appunto nei normali corsi di studio, è il fatto che vivendo insieme ad altri studenti di diversi anni, cioè dal primo al quinto anno o sesto nel caso di medicina, si riceve degli influssi culturali e anche didattici che sono preziosissimi, in quanto anche in questa situazione molto particolare del Covid, la scuola superiore davvero rappresenta un valore aggiunto e un contatto che altrimenti sarebbe difficilmente raggiungibile. Cioè, così potete appunto acquisire delle amicizie che siano trasversali tra i vari ambiti didattici. E appunto l'altra cosa importantissima è che la scuola superiore stessa vi dà un aiuto e un sostegno tramite ad esempio le figure dei tutor personali per studenti, cioè vi aiuta nel vostro percorso universitario in un modo fantastico. Cioè alla fine si otterrà una preparazione che andrà ben oltre insomma quella normale, se vogliamo, e i risultati poi si vedono anche nelle posizioni che appunto ottengono che hanno ottenuto ad esempio gli ex allievi della scuola superiore, che al momento sono appunto in giro per il mondo in posizioni tutte prestigiose. Quindi vi invito davvero a considerarla, e il test si tiene a settembre solitamente, le iscrizioni terminano a luglio. Come ci si prepara al test? Il test è, ovviamente dipende dalla materia per il quale sostanzialmente vorreste entrare alla scuola superiore. Per matematica diciamo, il miglior modo per prepararsi è probabilmente approfondire gli argomenti relativi alle competizioni di matematica che magari vengono fatte anche durante le scuole superiori. C'è anche un testo di riferimento, comunque senza appunto prolungare troppo la riunione, nei contatti che ho mandato appunto nella chat potete tranquillamente contattarmi o appunto cercare sul sito e sarò lieto di rispondervi. Bene, grazie mille. Se non ci sono aggiunte possiamo chiudere l'evento. Vi ringraziamo per aver partecipato, vi ricordiamo che potete rivedere tutti i materiali e tra pochi giorni anche la registrazione dell'evento di oggi su www.uniud.it/opendays.